stato sottoscritto un accordo fra e le 7 province e all'interno di questo comitato si ritroverà anche la direzione generale dei beni culturali e onor caduti. Partiremo a brevissimo col coinvolgimento dei comuni e delle istituzioni culturali e il nostro obiettivo sarà quello di darci una filosofia comune di intervento. Però il nostro comitato da solo non può funzionare, ha bisogno dei comitati friulano e del comitato del Trentino che si va costituendo proprio in questi giorni. Vedete, io credo che ogni tanto dovremmo porci dalla prospettiva del visitatore. Questa mattina ho sentito più volte richiamare la questione del turismo culturale, che produce numeri importanti a livello internazionale. Santiago di Compostela, 4 milioni di visitatori. Idem per gli itinerari dello sbarco della Seconda Guerra Mondiale in Normandia. E numeri analoghi fanno gli altri luoghi della memoria anche bellica, in Francia e in Belgio. Da noi questi numeri invece non ci sono. Non per mancanza di testimonianze, non per carenza di memoria sedimentata nel territorio, ma per la nostra totale disorganizzazione. Il primo problema che probabilmente dobbiamo affrontare è che in qualche modo vediamo posto e anche risolto in maniera elegante col master plan, è quella di avere una metodologia condivisa. Solo che questa metodologia non basta che sia condivisa qui nella provincia di Gorizia, deve essere condivisa in tutte e 3 le regioni. Vedete, mi permetto di toccare un tema di dettaglio. Qualcuno di voi potrebbe mettersi a sorridere e dire ma noi stiamo parlando di grandi interventi, paesaggio, e questo ci viene a parlare di cose in apparenza minimali. La segnaletica. Allora, quando un visitatore si muove in un territorio che non conosce, ha bisogno di avere una facilitazione nella decifrazione dei segnali che dovrebbero aiutare a visitare i siti, i luoghi. Da noi la segnaletica è una tragedia. Ognuno si inventa la propria, è una dispersione di strumenti e di immaginazione che alla fine non aiuta il visitatore. Siti internet, tutti parlano di portali, ma un portale dovrebbe essere un sito che vale per tutti. Noi abbiamo centinaia di portali. Allora in Veneto siamo riusciti a creare finalmente un portale unico sulla Grande Guerra. E queste sono le questioni marginali. Più sofisticate le questioni che riguardano gli approcci museologici. Come raccontiamo la Grande Guerra? Questa mattina abbiamo sentito accenti diversi da parte del rappresentante della regione, che ha richiamato il senso dello spirito dell'unità nazionale, e da parte di Panizza, di Trento, perché rappresenta una comunità che ha vissuto la Grande Guerra da un'altra prospettiva. Si è detto questa mattina che il tema della Grande Guerra ci lega all'Europa e quindi anche la proposta di candidatura del nostro territorio come capitale europea della cultura nel 2019, senz'altro. La Grande Guerra è stato un evento epocale che ha cambiato gli ordinamenti giuridici dell'intera Europa. È stata una tragedia collettiva. Piccolo problema, le nostre memorie sono divise. Quando noi festeggiamo il 4 novembre, in Austria si tace perché non si ricordano le sconfitte. Invece quando la sconfitta ha messo termine a un impero secolare. Allora, quali contenuti dobbiamo mettere all'interno? Quale messaggio vogliamo dare ai nostri interlocutori? Vedete, vi è una densità di elementi racchiusi nella Grande Guerra. La Grande Guerra ha messo fine, ho detto, a degli ordinamenti giuridici, sì, ma anche sconvolto dalle fondamenta visioni filosofiche, politiche, religiose. Ha comportato la nascita delle grandi ideologie che hanno precipitato l'Europa nella Seconda Guerra Mondiale, grandi ideologie i cui concetti poi sono sopravvissuti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi molti storici parlano in realtà di un'unica grande ciclopica guerra con una tregua in mezzo per il Novecento. D'altra parte dalla Prima Guerra Mondiale sono tornate a casa 2 tipologie di matti, no? Quelli che sono finiti nei manicomi e quelli che sono saliti al potere e che hanno preparato la Seconda. Allora, l'impulso dato alla tecnologia è un altro tema di straordinario interesse che è legato alla Grande Guerra. Pensiamo solo agli italiani. 5 milioni di soldati italiani hanno scoperto in trincea l'energia elettrica. Quando sono tornati a casa l'hanno voluta. C'è stata una rivoluzione dal punto di vista della produzione dell'energia idroelettrica nell'immediato primo dopoguerra. Ma l'elenco potrebbe continuare. La strage incredibile di vite umane. Ernst Jünger, nelle sue memorie Le tempeste d'acciaio, non parla di una guerra di uomini, ma di una guerra di materiali. Allora il problema è come rappresentiamo un conflitto di questo tipo, con quali filosofie museali e come invitiamo i visitatori a trascorrere negli scenari dei combattimenti. Non è una questione di lana caprina. Questa mattina abbiamo visto
alcune proposte, e oggi ci saranno le premiazioni, per rendere leggibili alcuni luoghi. Io penso al mio territorio, alla Piave, o il Piave, è stato mascolinizzato durante la guerra del fiume. Per rendere possibile una lettura paesaggistica della Grande Guerra bisogna tener conto di 3 fattori: le presenze, quindi bunker, trincee, fortificazioni, osservatori; le assenze, tutto ciò che la guerra ha cancellato. Ci sono ville venete, chiese che sono sparite. Le sostituzioni. Se voi fate un percorso in mezzo ai centri abitati lungo il Piave, nel territorio trevigiano, scoprirete che c'è stata una straordinaria fioritura di edifici liberty, neogotici e neoromanici. Erano costruzioni che dovevano sostituire quelle abbattute dalla Grande Guerra. Quindi dovremmo cercare di metterci d'accordo su come raccontare una storia che è straordinariamente densa di memoria. Memorie che poi sopravvivono, siamo in Carso, anche per correnti carsiche nella nostra comunità. Da noi, io vengo dal Grappa, c'è un rito collettivo che si ripete: i padri portano i figli a vedere i luoghi della Grande Guerra. Mio nonno fece così con mio padre ha fatto così con me, io ho fatto altrettanto con i miei figli. Allora c'è anche una memoria di comunità che va trasmessa al nostro visitatore. E qua chiudo, perché vedete, abbiamo anche una responsabilità etica. Come rappresentiamo la Grande Guerra a chi viene da noi? Lo facciamo con la logica dell'entertainment city, cioè creiamo dei canali dove passano i turisti ma che non c'entrano con la vita della comunità ordinaria? Oppure creiamo un meccanismo di intersezione, di incontro fra chi arriva e la comunità che ospita? Per fare questo occorre che la comunità sia consapevole della propria storia e che sappia come raccontarla, possibilmente evitando, qualcuno ha citato questa mattina l'effetto Disneyland. Forse non è del tutto inappropriato. Chiudo ponendomi un interrogativo. Noi oggi stiamo pensando ad approcci moderni, interattivi per raccontare la guerra. Sul Monte Palon, un monte che fa parte del massiccio del Grappa, gli alpini hanno recuperato delle trincee. Ogni estate ci portano dei ragazzi delle scuole superiori a passare una nottata. Questi ragazzi vivono un'esperienza di trincea. C'è anche qualcuno che indossa i costumi dell'esercito italiano, costumi, adesso sono costumi, all'epoca erano divise, dell'esercito italiano e dell'esercito austro-ungarico. Io mi chiedo se sia realistica e credibile quell'esperienza. Perché sono trincee pulite, ricordano i set cinematografici dedicati ai film di guerra. Senz'altro ci sono i fucili, ma le trincee dei nostri soldati non erano così. Le trincee erano sporche di fango. Siamo ancora più chiari. Come ha scritto un Pirandello, Fenoglio, pensando all'esperienza di un suo zio in trincea, le trincee erano sangue, fango e merda. Perché chi era calato all'interno di una trincea non poteva uscire per fare i propri bisogni corporei. E viveva giorni sentendo le urla di amici che stavano crepando al di là del reticolato ma non erano recuperabili, o la puzza dei cadaveri. Allora, riusciamo a ricostruire un'esperienza del genere per i luoghi a Grande Guerra? Perché ci sono anche proposte di questo tipo. Se voi andate nelle Fiandre c'è qualcuno che ha ricostruito l'esperienza dei gas. Ti danno una maschera, senti l'odore simile a quello del gas. Allora, c'è anche una questione di carattere etico che dovremmo affrontare. Io ringrazio per l'invito di questa mattina, perché per me è stata l'occasione per stringere un po' di rapporti. Spero che avremo modo di incontrarci a prestissimo, perché siamo già in straordinario ritardo. In Normandia, per festeggiare, per celebrare il 50° dello sbarco, partirono 10 anni prima. E poi ci sono voluti altri 10 anni per perfezionare il sistema di offerta culturale e museale. Noi invece abbiamo pochissimo tempo e stiamo affrontando una situazione non di vacche magre, magrissime, forse sono già morte in termini di risorse. Abbiamo bisogno di creare una grande alleanza su questo. E mi fa piacere vedere che troviamo qui nell'area friulana delle persone che con passione e aggiungo con competenza. Molto interessanti le considerazioni sul fallimento della vecchia pianificazione e sulla necessità di diventarne un'altra, più processuale, più capace di intercettare le trasformazioni del territorio, perché evidentemente almeno ci sono le basi per costruire un grande progetto assieme. Oltre che le basi spero che ci sia anche la volontà, ma mi pare di cogliere questo spirito dall'incontro di oggi. Grazie.
Grazie. Grazie Assessore, veramente un intervento in linea con quello che pensiamo anche noi e quindi appunto non solo le basi ma sicuramente anche una continuazione dei nostri rapporti. Adesso l'ingegner Gabrielcis vi presenterà uno dei componenti della Commissione che è qui, che noi ringraziamo e che ha il piacere di fare un intervento. Come vi ho detto stamattina, la Commissione è composta da 5 membri, oltre dal sottoscritto dall'architetto Valle, dall'architetto Carlotte, dall'architetto Stazza e dall'architetto Garib. Così, a nome della Commissione, credo che una riflessione su come ha vissuto l'esperienza di questa Commissione, quindi di questo concorso, chiedo all'architetto Garib di portare una sua memoria, Ecco, l'architetto Garib è iscritto all'Ordine degli Architetti di Verona, ha insegnato in parecchie università nel mondo, è di origine iraniana, ma è in Italia da tantissimi anni, quindi conosce perfettamente la realtà italiana. Anche lì è stata un'esperienza un po', se volete, casuale, ma poi nelle cose casuali le cose funzionano, perché noi nella scelta della Commissione abbiamo chiesto agli ordini professionali i curriculum e abbiamo fatto la valutazione dei curriculum, come la norma prevede. E casualmente, perché il professor Garib non lo conoscevamo prima, abbiamo scelto in base al curriculum il professor Garib insieme all'architetto Valle, e quindi è stata un'esperienza anche lì molto, molto bella, perché abbiamo costruito in queste giornate di lavoro, credo anche da un punto di vista professionale ma anche umano, un rapporto molto bello e molto forte. Ecco, ringrazio il professor Garib. Buonasera, grazie a tutti. Vorrei dire una cosa che forse aggiunge qualcosa a tutte le cose giuste che sono state dette fino a questo momento. Per poco non si compie una rivoluzione nel campo di planning, pianificazione territoriale e paesaggistica. Questo dipende da tutti noi, da tutti voi, perché le premesse ci sono. Sicuramente il vecchio metodo di pianificazione, ahimè, io sono laureato con il vecchio metodo, poi ci ho messo 10 anni per superarlo, appartiene al secolo scorso, 20 anni fa, insomma. Siamo al secondo decade del XXI secolo, quindi tutto va proiettato verso il futuro. E dico, possiamo compiere quasi una rivoluzione, dipende tutto da noi, da voi, perché in questa occasione di concorso, grazie forse alla giusta organizzazione, grazie alla serietà con la quale è stato organizzato questo concorso, abbiamo avuto una massiccia partecipazione dai grandi nomi nazionali e internazionali. Poi 10 progetti, 10 lezioni veramente per noi di scienza del paesaggio e scienza della territorialità. E poi alla fine tra i migliori c'è stato uno ancora meglio. Perché? Noi abbiamo dovuto, e siamo molto contenti di questo, di individuare una strategia, cioè un progetto strategico, un progetto di metodo capace di svilupparsi nel tempo con la partecipazione della comunità, di poter gestire tutte le proposte e fare un progetto che davvero è proiettato verso il futuro, che poi supererà sicuramente, se così sarà, è sicuro che così sarà, i confini, diciamo, limitati a questo territorio e, come l'assessore che mi ha preceduto diceva, diventerà un metodo più ampio per tutto questo ampio territorio, pieno, ricco di assets, diciamo risorse naturali e culturali territoriali che interagiscono tra di loro e costituiscono dei piani molto complessi, che la soluzione di questi piani è il progetto che fa delle formazioni
del format territoriali che gradualmente diventano il progetto esecutivo. Perciò sul piano metodologico il primo progetto è importante perché parte dai componenti minimi del territorio, non dai massimi sistemi, e gradualmente lo amplia e lo sviluppa perché tale cosa diventi progetto. Tutte le critiche sono ben accettabili nell'ambito di un metodo del genere, perciò anche alcune insinuazioni un pochino, insomma, io penso che questo riferimento al Disneyland non era giustissimo, perché cioè ognuno è libero di dire quello che vuole e non c'è un problema, si può essere critici finché si vuole, però non bisogna banalizzare, perché questo progetto, questo lavoro, questo immenso sforzo è molto molto serio, quindi le critiche sono ben accettate. Sicuramente con questo metodo, diciamo, interattivo, scientifico, che può gestire anche le critiche, però senza banalizzare. Per il resto io auguro che questo processo vada veramente a buon fine, perché abbiamo bisogno di progetti di questo tipo. Grazie. Beh, mi associo a quello che diceva il professor Garib, che è un po' quello che avevo detto precedentemente nella mia relazione, è proprio questo, che quello che trovo importante in questo processo è proprio il metodo che abbiamo seguito e che secondo me deve poter trovare sponda anche in altre realtà o per altri contesti. Ringrazio l'assessore di Treviso per aver colto quello che volevo dire, no? Cioè, nel senso che la pianificazione mi pare in questo momento abbia bisogno di nuovi strumenti. E uno strumento come questo credo che possa ragionevolmente essere attuato anche in ambiti diversi, più complessi o totalmente anche fuori da quelli che sono gli schemi tradizionali della pianificazione. Lascio ora la parola all'architetto Kipar, che presenterà i gruppi, quindi avremo adesso i 3 gruppi e quindi partiremo con il gruppo Metrogramma. Non so chi viene per il gruppo Metrogramma a presentare. Ecco, quindi lo presento io direttamente, allora, ecco, quindi... L'architetto Cecilia Gozzi. Ecco, l'architetto Cecilia Gozzi, che presenterà il progetto del gruppo di lavoro formato da Metrogramma e altri gruppi. Prego. Grazie. Buongiorno. Innanzitutto gli architetti Boschetti e Francini purtroppo si scusano molto, non sono potuti venire, ma hanno avuto un impegno proprio all'ultimo che non gli ha permesso di essere qui, però ringraziano dell'invito, ecco. Allora, dunque, innanzitutto vorremmo fare un ringraziamento per la collaborazione a tutti coloro che hanno composto il team che ha seguito questo concorso, un team multidisciplinare che vede appunto la società di ingegneria politecnica, lo studio Giovanni Damiani con l'architetto Pitacco, Aper Studio di Elisa Trani, Shoreline col dottor Marco Francese e altri consulenti che ci hanno aiutato in questo percorso. Dunque, innanzitutto l'indirizzo progettuale, l'approccio che è stato seguito nella realizzazione di questo progetto vede in primo luogo la costruzione di uno scenario progettuale globale e complessivo, che quindi comprende tutto l'altopiano carsico. Questo unitamente alla progettazione dei 3 ambiti di intervento, quindi unendo, diciamo, le 2 scale. Questo approccio ha 3 obiettivi che abbiamo individuato, che sono innanzitutto la realizzazione di una visione progettuale globale e complessiva, che quindi potesse dare visibilità al nuovo parco della memoria nel suo complesso, quindi evitando il fenomeno della frammentazione. In secondo luogo la realizzazione di 3 progetti che potessero dialogare con il contesto storico e naturalistico in cui si inseriscono e quindi che non fossero
dei progetti, diciamo, dei disegni formali o simbolici introversi. Il terzo obiettivo che diciamo, raggruppa i primi due è la realizzazione di progetti alle varie scale, quindi territoriale, alle scale dell'ambito e alle scale architettonico, come se fossero legati da uno stesso filo conduttore, cioè quella che noi poi abbiamo individuato come una unica narrazione. Abbiamo cominciato, diciamo, con una attenta lettura, un'analisi progettuale del territorio, passando attraverso un inquadramento, e quindi ci troviamo nella regione del Friuli Venezia Giulia, in un'area che geograficamente risulta essere molto diversa. Si parte da un arco alpino, passando poi per l'arco prealpino e attraverso la pianura fino ad arrivare al Golfo di Trieste. In questo contesto, quindi molto variegato, si inserisce la nostra area di intervento, che fa parte del complesso carsico più ampio, e arrivando fino a Trieste, ma anche oltre confine. Diciamo che è un punto molto importante quello una posizione strategica molto importante, e ha una sua identità, una sua visibilità, che potrebbe far sì che questo parco possa diventare veramente parte di un sistema mondiale di parchi geologici e storici. Abbiamo individuato un sistema di habitat, perché questo territorio risulta essere molto stratificato, ci sono vari layer, diciamo, che lo costituiscono. Un sistema di habitat che noi abbiamo individuato con l'habitat del bosco, l'habitat della boscaglia, della landa, dei prati e delle culture agricole. Questi habitat attualmente riversano in, diciamo, non si riesce più a percepire molto la loro vera identità, risultano un po' mischiati, probabilmente a causa dell'invasione di specie infestanti o comunque non autoctone, che hanno, diciamo, un po' confuso l'aspetto, la vera identità di questi habitat. Poi abbiamo individuato un sistema del carsismo, quindi un sistema che si sviluppa prevalentemente nell'entroterra, ma che ha la sua manifestazione in superficie con tutto il sistema delle doline, dei laghi di risorgiva e così via, un sistema molto ampio. Il sistema della storia, proprio perché è un luogo dove ha visto appunto la prima guerra mondiale, quindi ricco di segni della storia, con trincee, sentieri di guerra, con varie gallerie e così via. E infine abbiamo un sistema di percorsi molto ricco e ramificato, ma che ogni tanto presenta come delle discontinuità, come alcuni punti che o semplicemente solo per via di alcuni percorsi che potrebbero essere solo risistemati, ma che quindi attraverso una diciamo, riconnessione potrebbero essere una vera rete che garantisce la fruibilità di questo parco. Infine abbiamo individuato una geografia di direttrici visuali. L'altopiano carsico risulta essere orograficamente avere dei punti a quote molto diverse, e quindi si ha la possibilità, percorrendo il territorio, di poter imparare o conoscere il Parco della Memoria anche dal punto visivo, e quindi osservando a 360 gradi i vari oggetti del parco. Quindi lo scenario territoriale che abbiamo proposto, quindi abbiamo proposto come l'idea che il Parco della Memoria diventasse una narrazione. In che senso? Secondo noi il visitatore non doveva essere un unico, diciamo, solo un visitatore del parco, ma doveva diventare come una sorta di protagonista di una narrazione. Nel momento in cui il visitatore si trova ad attraversare il parco, articolato poi in sequenze narrative che poi spiegheremo dopo e vedremo, il visitatore ha la capacità di imparare la storia, la natura, però immergendosi in, provando sensazioni diverse a seconda dei luoghi attraversati. Un altro punto importante, diciamo che questo impianto narrativo abbiamo cercato di generarlo attraverso la realizzazione attraverso il rafforzamento degli elementi di paesaggio e senza l'imposizione di un disegno estraneo, ecco. Quindi abbiamo individuato uno sfondo della narrazione, quindi attraverso la ridefinizione degli habitat che abbiamo individuato in analisi, che appunto sono l'habitat del bosco, della landa, della boscaglia, dei campi agricoli e dei prati, e noi abbiamo stimato che approssimativamente in un arco di 20 anni si potrebbe riportare quantomeno a ogni habitat a riacquisire la propria identità.
E in questo modo quindi abbiamo individuato queste 4 sequenze che noi abbiamo individuato con dei colori. La sequenza blu, ovvero l'habitat dei boschi e della boscaglia, dove ci si trova appunto a passeggiare, a conoscere gli elementi della storia in un territorio prevalentemente piantumato e quindi ombreggiato. La sequenza rossa o l'habitat della landa, un territorio invece molto più arso, dove prevale la pietra calcarea bianca e dove quindi si possono provare sensazioni diverse attraversando questi luoghi. La sequenza gialla, ovvero la sequenza l'habitat dei prati da sfalcio. E anche qui è possibile conoscere i vari elementi del parco della memoria, ma provando sensazioni diverse che fanno parte proprio della natura dell'altopiano carsico. E così anche per la sequenza verde, quindi quella dei campi agricoli, quindi ci si trova ad imparare la storia, il carsismo, passeggiando anche attraverso questa tipologia di habitat. Eccoci. La concretizzazione di quello che noi abbiamo individuato come narrazione avviene attraverso il mezzo della narrazione. Il mezzo della narrazione è costituito dal sistema di percorsi. Quindi abbiamo previsto una prima risistemazione di percorsi esistenti, magari attraverso solo piccole riconnessioni che però favoriscono la fruibilità del territorio. Abbiamo pensato a tre piccoli ring, che sono quei circuiti che provengono da quello studio delle direttrici visive e che quindi connettono maggiormente poi il sistema dei percorsi complessivo, e percorrendo questi piccoli ring ogni tanto ci sono come una sorta di penetrazione nel territorio, ovvero come dei punti in cui lo sguardo può sfociare e osservare a 360 gradi quindi l'intero paesaggio carsico. Qui abbiamo uno schema che ci fa capire come arriviamo a questi piccoli ring. Noi abbiamo un sistema di percorsi esistenti con i vari punti che identificano gli oggetti del museo, sia storici sia naturalistici, queste direttrici visive che nascono appunto dall'intercettazione tra dei vari oggetti, per poi generare quindi un sistema più complesso e più ramificato. Ultimo layer, gli oggetti della narrazione, quindi sono tutti quegli oggetti che appartengono alla storia, al paesaggio, al territorio, che diventano quindi le centralità del nuovo parco della memoria. Questa è l'immagine che riassume lo scenario territoriale complessivo, dove l'idea fondamentale di base è quella che lo spazio non debba essere disegnato ma debba essere raccontato, e raccontato attraverso la ridefinizione però di un'identità che già esiste all'interno del territorio stesso. Citando le parole di Sbrunier, un paesaggista francese al quale ci siamo ispirati molto durante questo progetto, lui diceva: durante la progettazione bisogna acquisire la linea melodica della preesistenza per riorganizzare lo spazio attraverso una serie di variazioni. Questa frase credo che riassuma un po' lo spirito che ha guidato questa progettazione. E arriviamo ai due ambiti. Uno degli obiettivi, come abbiamo detto all'inizio, era quello di legare tutte le scale architettoniche, da quella territoriale a quella architettonica. Quindi anche nelle due aree di intervento che andiamo a descrivere saranno presenti sempre tre elementi. Uno che deriva dal sistema della storia, ovvero il nastro. Abbiamo ripreso il sentiero di guerra e lo abbiamo declinato in quello che è diventato questo nastro rosso, ovvero un elemento che può essere piegato e distorto per portare il visitatore ad osservare gli oggetti del parco. Poi abbiamo individuato un'impronta, ci si rifà al sistema del carsismo e quindi alle doline. L'impronta nel territorio diventa, nel Museo San Michele per esempio, la struttura museale, o comunque in altre aree di intervento
diventa una sorta di coppa dove il visitatore può stare, un'area di sosta, può pensare, riflettere. E infine ogni area di intervento è un punto di sospensione, ovvero un punto da cui è possibile osservare il paesaggio e quindi imparare anche da una visione complessiva, perché il visitatore così è importante che avesse, come dire, oltre a poter ammirare l'oggetto e quindi studiarlo, eccetera, ma che potesse avere una visione complessiva di tutto l'altopiano nel suo insieme. Da un punto di vista invece dei materiali ci siamo cercati di integrare il più possibile nel contesto e per questo motivo abbiamo ripreso il colore rosso del sommacco, che è questa pianta che nei periodi autunnali soprattutto colora il carso, e alla pietra calcarea. Ci sono sembrati due elementi naturali che potevano quindi connotare le strutture. Il museo all'aperto dell'area San Michele abbiamo previsto questa riqualificazione dei percorsi sia ipogei sia diciamo esterni, in modo tale che fossero tutti completamente connessi. Abbiamo previsto alcune aree di sosta e vediamo nella parte sud invece insiste la nostra struttura museale. Una struttura che vede la diretta connessione tra la cannoniera sotterranea, noi lo vediamo meglio forse, ecco, cioè il nostro percorso interrato, quindi si attraversa la cannoniera per poi uscire, percorrere il nastro in discesa e scendendo lungo le pareti di quella che è la dolina si arriva alla struttura ipogea, dove abbiamo secondo programma funzionale ci troviamo in una sala proiezioni appena scesi dal nastro, in una biblioteca e in una sala studio. Gli ambienti del museo sono stati orientati in modo tale che potessero intercettare le altre due aree di progetto e che quindi in modo tale che si creasse una relazione tra tutte le aree, e quindi anche qui come è presente il nastro, è presente la dolina, è presente il punto di sospensione, ovvero il punto di vista, proprio perché da queste immagini è possibile vedere tutto l'altopiano e anche spingendo lo sguardo fino al Golfo di Trieste. Qui abbiamo alcune immagini del modello, questo è uno spaccato del modello dove si vede il nastro che scende e ci porta all'interno delle tre stanze. E poi arriviamo all'ambito d'Oberdò. Anche qui è stata prevista una riqualificazione dei percorsi in modo tale da rendere maggiormente connesse i vari punti, in particolar modo collegando l'area del Castellazzo anche con il lago d'Oberdò e col lago di Pietrarossa. Nell'area Belvedere è presente il nostro nastro, quindi questo elemento che viene distorto per poter osservare bene il castelliere, le trincee, e infatti vediamo che inizialmente è raso terra per poi cominciare ad innalzarsi, e questo permette al visitatore anche di poter osservare gli elementi della storia del carsismo anche da prospettive diverse che solitamente non è abituato ad avere. E portando poi diciamo quest'area Belvedere, dove seguendo sempre le direttrici visive porta lo sguardo sia sul lago di Doberdò stesso, ma anche appunto, come dicevamo, su un territorio più ampio. E anche qui abbiamo delle immagini del modello dove più che altro abbiamo cercato attraverso il modello di far capire la dinamicità, cioè come questo nastro sia plasmabile, come si possa spostare a seconda delle esigenze. Grazie. Beh, direi che così, da come è stato anche presentato, dall'idea di quale fosse il livello del lavoro che c'è dietro, di come nulla è stato banalizzato, di come tutti i progetti, adesso mi riferisco a Metrogramma ma anche agli altri, hanno uno studio alla base molto importante, come si è cercato di dare significato a tutti gli aspetti e di come si è cercato di proporre soluzioni anche diverse ai vari aspetti. Ecco. Chiamo adesso invece l'altro secondo classificato, quindi il gruppo Yellow Office Baucook, rappresentato dall'architetto, non mi ricordo, Paolo Carpi, quindi lascio la parola
per presentare il loro progetto. Grazie. Dunque, buonasera a tutti. Io sono Paolo Carpi dello studio Baucù, vi presento il progetto che abbiamo fatto per di Puglia, che è appunto è risultato secondo classificato ed è uno dei 3 progetti che eravamo chiamati a fare dal concorso. La prima cosa che vorrei dire è che secondo me è molto importante il rapporto che lega i 3 progetti che compongono il concorso. Tant'è che appunto il bando si soffermava molto sull'importanza della strategia e questo perché le 3 aree di progetto, i 3 programmi eccetera eccetera sono molto diversi tra di loro, i 3 progetti devono rispondere a esigenze molto diverse e obiettivi molto diversi tra di loro e quindi quello che li deve tenere insieme è una strategia che appunto li leghi, ma la cosa importante è che non deve legare solo loro 3. Il progetto del museo all'aperto è un progetto che deve saper legare questi 3 interventi puntuali e gli elementi naturali, le doline, i cippi, i sentieri, una quantità di materiali molto, molto diversi tra di loro. E quindi i 3 progetti sono in realtà 3 episodi di come dire, 3 episodi tra i tanti e da questo punto di vista hanno anche una notevole indipendenza tra di loro, cioè non è necessario che come dire, i 3 progetti siano legati e risolti da un'unica mano che li risolve tutti, perché comunque ci sono molte altre cose di cui tenere conto. Quindi parlo brevissimamente della strategia che noi avevamo immaginato, che era una strategia che appunto voleva, come dire, cercare di visualizzare l'unità del paesaggio carsico e voleva farlo in modo molto semplice, anche molto immediato, e quindi noi avevamo pensato di, come dire, riempire, disseminare il Carso di bandiere, bandiere che avrebbero dovuto indicare i diversi luoghi notevoli, appunto, ripeto, le doline, le trincee, i cippi, eccetera, eccetera. E mentre studiavamo appunto il Carso e come funziona, eccetera, una cosa che ci ha veramente molto sorpreso è che esistono sul Carso una quantità veramente grandissima di associazioni che si occupano del Carso, se ne prendono cura, lo visitano, lo frequentano, lo puliscono, eccetera, eccetera. E quindi noi avevamo pensato di, come dire, attraverso un sistema grafico molto semplice, con dei colori, dei simboli, eccetera, di individuare anche quali erano le associazioni che si occupavano dei diversi luoghi. Poi l'altro giorno, preparando questa presentazione, ho scoperto per caso questa immagine con un'installazione di Cristo, che in qualche modo, voglio dire, forse ricorda, anche se ovviamente con un tono completamente diverso, ma è quello che noi avevamo in mente. Bene, il nostro progetto di Re di Puglia. Per parlare del nostro progetto di Re di Puglia vorrei, come dire, partire da lontano, o meglio dall'inizio della storia. Adesso alcune di queste immagini me le ha fornite Marco Mantini, che spero che perdonerà se sarò impreciso in alcune cose. Il 24 maggio del 1915 l'esercito italiano varca il Piave ed entra in guerra. Dopo aver varcato il Piave di notte in silenzio, eccetera, arriva all'Isonzo e varca anche l'Isonzo. Una volta varcato l'Isonzo si trova di fronte la pianura che era stata allagata dall'esercito austriaco in ritirata. Gli austriaci ritirandosi avevano aperto le chiuse e appunto avevano allagato la pianura, per cui l'esercito italiano, che voleva raggiungere il Carso, che è lì sullo sfondo, si è dovuto cercare una strada e appunto aggirando la parte allagata è arrivato, adesso è lì diciamo in alto a destra, dove si vede quella strettoia, lì
quello è il varco che è stato scelto dall'esercito italiano per raggiungere il Carso. E cosa c'è in quel punto? C'è il cucuzzolo di Sant'Elia, cioè è una collinetta che, appunto, essendo una collinetta era asciutta, e quindi l'esercito italiano è passato di lì. Scavalcato il cucuzzolo di Sant'Elia, l'esercito italiano si è trovato di fronte alla salita, che è quella salita dove oggi sorge il Sacrario. Quindi in quel momento per la prima volta si deposita sul suolo di Re di Puglia un significato, che è appunto quello dell'ingresso, proprio fisicamente l'ingresso dell'esercito italiano in guerra, passando per quel punto lì. E una volta in cima, quello che i soldati italiani troveranno è il Carso, una pianura carsica che dalla guerra sarà trasformata in questo spazio dall'aspetto così lunare e terribile che noi abbiamo in mente. L'aspetto visibile di questa tragedia sono i 600.000 morti che ci saranno poi nel corso della guerra sull'altopiano. Dopo la guerra è il momento della celebrazione. La celebrazione dei morti, dell'eroismo dell'esercito italiano, eccetera, ha il suo primo episodio nella realizzazione del cimitero degli Invitti, che sorge proprio sul colle Sant'Elia. E poi invece nel 1938 verrà realizzato il Sacrario. Verrà realizzato come una grande scalinata che in qualche modo segna proprio, l'ingresso, è la scalinata del Carso, è il sistema attraverso il quale l'esercito italiano è salito sul Carso. E questa scalinata ha una meta, che è il luogo dove sono raccolte le tombe dei 60.000 militi ignoti. Ma questa meta, e questo è importante, questa meta rimanda ad un altro luogo. Questa meta non rimanda al Carso. Questa meta in qualche modo rimanda a Roma, rimanda alla tomba del milite ignoto, che terribile e straordinaria la storia del percorso della salma del milite ignoto che viene raccolta e trasportata a Roma. E però questo significa che in qualche modo il Carso è lontano, il rapporto tra il Sacrario e il Carso in qualche modo non esiste, non viene raccontato. Oggi la situazione è abbastanza diversa, non c'è più quel glorioso eroismo e quella retorica del 38 evidentemente, e quindi il Sacrario è lo sfondo di fotografie di gruppo, oppure ci si sofferma sulla bellezza, perché è un oggetto meraviglioso, del Sacrario. Le frecce tricolore emergono dal nulla in un certo senso, no? Sembrano proprio venire da non si sa bene dove. Quando si arriva in cima c'è appunto la cappella dove poi ci sono anche le salme degli ignoti, e il retro è un vero e proprio retro assolutamente non curato, privo di forme e di significati, e c'è quello che sembra essere un giardinetto di provincia, che è un giardinetto di provincia, e quello che si fa è si torna indietro e il panorama che si guarda non è il Carso, ma è la pianura che c'è di fronte. In un certo senso si dà le spalle alla parte importante, ci si rivolge dalla parte sbagliata. E allora quello che noi avevamo, il nostro progetto parte proprio da questo, cioè dall'intenzione di guardare il Sacrario nella direzione giusta e di cercare di individuare quell'elemento che possa ricucire il rapporto tra la scalinata e il luogo in cui questa scalinata conduce. Quindi in un certo senso serviva una soglia, cioè c'è una scalinata
c'è un luogo in cui bisogna arrivare, tra questi due c'è il nulla in questo momento, bisogna ricucire c'è bisogno di uno spazio, veramente di uno spazio che faccia la funzione della soglia. Non solo, c'è anche da dire che questa scalinata come dire, particolare, è un cimitero, ci sono 100.000 uomini che riposano lì, e quindi questa soglia deve anche aiutare a riflettere su quello che si è appena percorso. Questo è un progetto di Le Corbusier a Parigi, alla Tego-Bestegui, ed è una stanza a cielo aperto in cui il paesaggio di Parigi viene tagliato fuori. È un luogo della riflessione, è un luogo in cui come dire, il rapporto tra chi sta dentro la stanza e il resto del mondo sfuma, svanisce, e chi sta dentro la stanza si può raccogliere, e questo era un po' quello che cercavamo. Però non si può essere, come dire, lievi come Le Corbusier a Parigi. Sul Carso c'è una drammaticità che bisogna raccontare in qualche modo. Questa è un'opera che si chiama Double Negative, è un'incisione che viene fatta tra due sponde di una valle, una zona. È un solco, è uno scavo vero e proprio, un segno molto, molto drammatico. E ecco, appunto, questo è il tipo di drammaticità che noi cercavamo. Per cui quello che noi abbiamo fatto è stato di scavare quello che è adesso il giardinetto alle spalle della cappella, e creare un piano e una stanza a cielo aperto, quella sulla sinistra, che è un quadrato di 100 metri di lato, per cui molto grande, che però taglia fuori il paesaggio. Cioè il paesaggio emerge qualche albero, c'è il suolo carsico, come dire, è l'elemento che caratterizza poi alla fine questo spazio. I muri sono muri alti 6 metri, sono rivestiti di pietra, ma appunto il paesaggio è tagliato fuori e ci si può soffermare a riflettere. Ma c'è anche il retro della cappella, cioè quello che prima era un retro che veniva dimenticato, che non doveva essere osservato, invece diventa protagonista in qualche modo di questo spazio. Cioè c'è il suolo, ci sono le pareti bianche e c'è il retro della cappella, il ricordo di quello che si è appena percorso. E poi sullo sfondo, questo è il lato opposto a quello della cappella, in fondo a destra c'è una porta, questa porta è in alto a sinistra, questa porta conduce ad una rampa che sta dietro al muro, si sale lungo la rampa, si arriva in corrispondenza del cippo, e quello che si vede quando si arriva sulla vetta è finalmente il Carso. Grazie. Ringraziamo anche il gruppo Baucù, e come avete visto anche in questo caso qua le analisi che hanno condotto a una scelta progettuale molto mirata, molto particolare ma molto mirata, sono state significative, per cui proprio quello che dicevo stamattina che nessun gruppo ha banalizzato, credo che emerga in maniera forte dalla presentazione dei progetti. Come Commissione siamo riusciti forse a cogliere questi aspetti in maniera anche precisa. Certo, il racconto aiuta ancora di più, ma conferma quelle che erano state le nostre impressioni sulle scelte progettuali fatte, come queste scelte progettuali siano state importanti, anche con segni molto semplici, una semplice, banalizzo, camera di decompressione, però con un significato profondo, quindi un qualcosa che sul territorio lascia il segno senza lasciare una traccia indelebile, una traccia che va a modificare in maniera significativa quello che è il territorio. Adesso lascio la parola all'architetto Burghi, che presenterà il suo progetto, che è il progetto vincitore. Qualcuno di voi l'ha già sentito perché l'abbiamo già presentato in altre occasioni,
ma lo chiamo, lo ringrazio per l'ennesima presenza, poi è sempre un piacere averlo, quindi a lei architetto. Su un po' tanto oscuro, ci vuole una luce un po', se c'è ancora qualcosa, perché alcune diapositive sono un po' scure. Non so se si può accendere dietro, forse un po'. È possibile? O tutto o niente, beh, forse bisogna rimettere la luce perché non vedo nulla qua. Scusate. Okay. Bene, questo è il nostro gruppo. Io sono Paolo Birghi, architetto paesaggista, abito in Ticino. Nel nostro gruppo abbiamo gli architetti dello studio Glass che sono qui presenti, Andres Polgien e Fabio Dagnano, la società Tetis di Venezia per quanto concerne le strutture, gli impianti, geologia e ambiente, l'Out Engineering a Padova e l'architetto Stefano Alonzi di Venezia per la mobilità e le strade. Questa è la vista d'insieme del nostro lavoro, questo paesaggio straordinario con questi suoi luoghi particolari. Re di Puglia, San Michele e Doberdò. Questi sono i temi, il motivo conduttore, il leitmotiv che ci ha accompagnati in questo progetto. Dunque il primo tema è quello che ci si avvicina ai luoghi senza toccarli. Dunque vengono rispettati gli elementi del territorio e della sua storia, dai monumenti più importanti alle singole pietre che si trovano, che ricordano un passato. Le proposte sono segni del presente, vogliono essere gesti contemporanei che si collocano in una successione degli eventi storici del Carso goreziano. Un territorio già ricco di numerosi percorsi, si lavora in modo puntuale nelle diverse scale, sia territoriale, nelle aree di Castellazzo, San Michele, Re di Puglia, e gli interventi lungo il circuito sono minimi, nascono dalla curiosità individuale e dall'invito alla scoperta di momenti significativi di questo paesaggio. Si passa dall'osservazione e comprensione della geologia, della tettonica e del territorio a piccoli incontri, come l'osservazione di due cipressi, ad esempio, che emergono tra la vegetazione, o di alcune strutture esistenti rese accessibili, oppure dal variare dei cromatismi naturali durante le diverse stagioni. Si reinterpreta il concetto di bordo, già molto presente, significativo e leggibile nel territorio del bordo di Lago di Doberdò, il bordo delle doline, le siepi lungo le proprietà, i percorsi. Nei progetti di San Michele e di Re di Puglia questo limite definisce un perimetro fisico, ma anche, e questo è il lato importante, di significato del luogo. Infine si semplifica e si pulisce l'area di progetto. Si tolgono gli elementi non necessari per permettere una lettura più chiara del paesaggio e del contesto storico. Questa è l'area di intervento e il tema
che vi ho appena spiegato, che è il tema che vuole essere capace di tenere insieme questi tre poli. Il circuito, questa è la tavola d'insieme, dunque nell'area ci sono già molti percorsi, non abbiamo voluto aggiungere altri percorsi, salve forse un percorso che abbiamo chiamato il percorso delle doline, però abbiamo voluto rendere attenti a quelle strutture, a quelle piccole cose che sono già presenti sul luogo. L'osservazione di questo luogo. Qui per spiegare la filosofia del nostro approccio, l'osservazione delle cose semplici. Apro una parentesi su un piccolo intervento che abbiamo fatto in un giardino, praticamente è un giardino nel giardino, ed è un percorso chiamato percorso nei bambù, dunque è stato realizzato dove delle piante di bambù erano già presenti, ed è questo luogo che si scopre, che si attraversa, che è un percorso che non ci permette di vedere dove arriviamo, ma mentre ci muoviamo su questo percorso si sente il corso d'acqua, l'acqua che trasmette il suono, l'acqua che non possiamo ancora vedere, fino al punto finale dove ci troviamo immersi in un paesaggio che non abbiamo neanche osservato prima. Questo piccolo luogo si trova praticamente alla periferia di una città. Questo è un ambiente, per questo caso specifico, straordinario. Attorno c'è una città, nessuno lo vede, dunque è l'osservare di queste cose piccole e straordinarie che forse non notiamo. Dunque gli incontri nel Carso sono gli incontri con il paesaggio, dove una presenza particolare e semplice e fragile come questa di due cipressi potrebbe diventare anche il luogo per un intervento minimo, significativo, che ci dia l'occasione di fermarci e di osservare queste cose semplici che forse non siamo più capaci di vedere. Poi gli incontri dello sguardo in alto, attraversando questo paesaggio, non riusciamo a vederlo perché è chiuso da siepi che si trovano lungo le strade. Noi l'abbiamo attraversato diverse volte anche in gruppo durante le osservazioni e non abbiamo mai visto la dolina, ma guardando la carta delle curve di livello si vede che ci sono forse 1 migliaio di doline in questo territorio, dunque apriamo delle finestre, diamo delle possibilità di fermarci e di osservare quello che c'è. L'incontro sono, secondo tema, gli incontri per caso, sono degli interventi casuali che non sono segnalati da nessuna parte, che forse qualcuno potrà scoprire. Gli elementi, le strutture che vanno recuperate, e questo è anche un tema che abbiamo proposto sulla falsariga di quanto è stato fatto ad Astesella, dove ogni anno in questo luogo, fra l'altro alto nelle montagne e poco accessibile, si invita un artista ad intervenire sul paesaggio, e questi interventi che noi abbiamo pensato che possono anche raccontare la guerra, la storia, in un modo molto, molto forte, forse anche più forte del fatto di andare semplicemente a pulire delle trincee. Questo è un altro tema importante, la citazione di Hermann Fürst von Pückler-Muskau, che dice che la vanga che si adopera per piantare è necessaria, è importante, però anche l'ascia è importante per il disegno del parco e del paesaggio. Questa è una citazione dell'inizio Ottocento, penso, ed è molto importante anche qua.
Quando si crea qualcosa si modifica una condizione e bisogna anche accettare questo cambiamento, purché lo scopo sia quello di creare qualcosa di bello. Queste sono alcune immagini solo per mostrare che anche a suo tempo, quando hanno costruito Versailles, hanno spostato colline, hanno tagliato boschi interi. Ovviamente oggi questo non si farebbe, ma vuole solo ricordare che per creare qualcosa c'è sempre il momento di una modifica, di un cambiamento, di un intervento. L'ambito di San Michele, l'intervento è molto semplice, si riallaccia alla situazione esistente, ma vuole soprattutto distinguere lo spazio interno, che è lo spazio sacro, l'area sacra, dal paesaggio esterno, che sono i boschi. Dunque ci siamo riallacciati ai percorsi esistenti che conoscete, che sono questi, ridisegnandoli e creando questo tema di limite che separa uno spazio dall'altro. Sono due significati diversi, il paesaggio e lo spazio interno, che è spazio di rispetto. Dunque questo primo percorso a sinistra termina con un belvedere e da quel punto noi vediamo Castellazzo do Berdò, però vediamo anche il mare, mentre dall'altro lato abbiamo questo percorso che ci accompagna fino al secondo belvedere, che si trova nell'area dei parcheggi tuttora, e là lo sguardo si rivolge verso un'altra area molto importante dal punto di vista storico, l'area dell'Isonzo. Dunque questo è l'intervento molto chiaro, molto significativo, che vuole riportare questa presenza del Carso spoglio di fianco al Carso coperto di vegetazione. Questo è il primo belvedere che si affaccia sul mare, il percorso, che è un limite molto, molto preciso, che accompagna la presenza di questi cipressi, qui lungo le aperture delle cannoniere, per arrivare poi allo sguardo sull'Isonzo. Apro una parentesi su questo tema con il progetto che abbiamo fatto a Cardada. Questo è un luogo in montagna, come ne troviamo dappertutto, quei luoghi calpestati, banali, con un certo mobilio, con delle palizzate, con un panorama di alluminio che vorrebbe parlare del paesaggio, ma ci dà solo i nomi delle montagne. Davanti a noi gli alberi che bisogna addirittura tagliare per permettere la vista. Questa è una situazione come la troviamo sovente, e qui è nata in questo progetto la domanda anche provocativa: perché non attraversare questi alberi, attraversare i tronchi e raggiungere un punto dal quale il paesaggio viene percepito in un altro modo, anche per dare una risposta più ecologica al fatto di dover tagliare gli alberi per permettere la vista. Questo costante intervento sulla natura, sul paesaggio, dove si distrugge con tutti i permessi ma non si rispettano delle condizioni straordinarie che sono già esistenti. In questo senso sono nati i primi schizzi. Quello a sinistra è stato il primo schizzo. Lo spazio diventa un luogo di incontro, si guarda verso montagna, non si guarda più a valle, e a un certo punto c'è un'uscita che vediamo qua a sinistra, che dà da qualche parte. Questo è stato il primo approccio, la prima idea, e nascono così i progetti, nascono con queste idee che poi crescono come un work in progress.
In seguito sono nati i primi disegni, i primi schizzi, i primi plastici, e l'opera è poi stata possibile di realizzare questo promontorio che attraversa questo bosco per sporgersi sul lago. Però il momento del movimento su questo percorso deve essere anche, o può essere, un'occasione di raccontare qualcosa, di parlare di temi ecologici, di temi del paesaggio, senza banalizzare. Dunque non è mai un'informazione scontata, ma è piuttosto un approccio nel modo con cui possiamo raccontare qualcosa, raccontarlo in modo di lasciare anche delle domande. Questi segni poi, in questo caso, ritroviamo in una fascia informativa. Chi è interessato li può poi leggere. Si parla anche del paesaggio, si parla di alcune particolarità, anche per aiutare a rendersi conto che questo orizzonte è un racconto. Dunque questi sono i temi che si riaffacciano in questo progetto. Sentiamo un attimo gli architetti per l'ambito del museo. Prego. Buonasera. Quando noi abbiamo ricevuto le carte in studio, le abbiamo viste con grande sorpresa, perché le doline che normalmente quasi non percepiamo, no? Camminando, hanno invece nelle carte geologiche una straordinaria evidenza. E lì abbiamo lasciato un po' correre la fantasia e abbiamo iniziato a pensare cosa potevamo fare sul San Michele. Quando poi siamo arrivati sopra, sul monte, e abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo preso la vanità che ogni architetto ha, ed è giusto che in minima parte abbia, e l'abbiamo buttata nel cestino, perché abbiamo percepito una cosa molto semplice, che quando si sale sul San Michele si vede, vale a dire che la natura, l'ambiente, il paesaggio e la storia non possono che essere unite intimamente in alcune aree, no? Si vede da lì che vedendo l'Isonzo a un passo, il Golfo, Monfalcone, abbracciando tutto il territorio con lo sguardo, che oggi è una cosa bellissima, in passato ci sia stato motivo di contendersi metro per metro e quindi di sacrificare tante vite umane per quel territorio così importante. Per quel motivo appunto abbiamo preso la nostra vanità e l'abbiamo buttata via e abbiamo cercato di capire dove potevamo mettere quelle funzioni che sono comunque indispensabili poi per raccontare la storia, no? Perché c'è bisogno di un museo, c'è bisogno di un'infrastruttura, c'è bisogno di un tetto, c'è bisogno di un plastico, di un video, qualcosa per raccontare insieme al paesaggio stesso, ai giovani, ai non giovani, a tutti, una storia. E allora lì abbiamo individuato in maniera piuttosto semplice quello che oggi è il grande parcheggio, l'altopiano, che è sull'altopiano, che è un riporto di terra dove in alto potete vedere, adesso vediamo se si va col mouse, no, ve lo indico qui, eccolo lì, la posizione del nuovo museo ipogeo, un museo che si collega naturalmente a quelle che sono, sotto le vedete, le cannoniere. Anche qui devo dire che il lavoro è stato abbastanza facile, nel senso che a volte gli architetti si trovano a lavorare con realtà che sono sfortunate, disagiate, brutte, e noi dobbiamo metterci mano sopra. Qui per fortuna la mano dell'uomo, anche senza nessun intento estetico, questo è ovvio, però ha fatto delle cannoniere che sono straordinarie. Quando uno entra dentro ha una percezione di uno spazio che è nato per altro motivo, che però impressiona, colpisce, no? C'è una roccia scavata violentemente dall'uomo, il cemento per sostenerla e come ripeto una natura sicuramente sorprendente, per cui abbiamo dovuto fare poco e è nel segno del poco secondo me che si deve leggere un po' tutto l'intervento, no? Perché noi non andiamo a sostituire, non andiamo a rimpiazzare, non andiamo a stravolgere, ma andiamo sempre
ad affiancarci, a metterci accanto, a dare supporto a quello che già c'è, per dare un'altra lettura, una lettura parallela, una lettura che a volte appunto agevola ma mai sostituisce. Quindi, come vi dicevo, in alto vedete il nuovo museo, che ha una forma piuttosto elementare, no? Astratta, che è quella del quadrato, così come nell'immagine prima vedete quello che è il vecchio museo che rimane lì dove era, perché lì deve essere, nella forma che aveva, ma privato di ogni orpello, di ogni decorazione, rimanendo solo una forma astratta, quasi un archetipo, no? L'archetipo che tutti hanno in testa con l'idea quasi di casa, no? Col tetto a falde. Il nuovo museo a cui si accederà è diviso in 3 ambiti, da 3 setti. Questi sono per garantire una divisione dello spazio il più possibile versatile, in modo che sia possibile percorrere le sale in maniera conseguenziale, chiuderne una se serve, unirne 2, eccetera. Dopodiché c'è un percorso da una prima parte fluida, che è quella a nord, qui che vedete, c'è poi un percorso obbligato, è un tunnel molto stretto, è il tunnel che era la vecchia uscita delle cannoniere, che viene modificata nella sua altezza per raggiungere lo vedete qui sul lato sinistro, una modifica percettiva dello spazio, grazie, con questo vado meglio, qui sulla sinistra, eccolo qui, una modifica percettiva dello spazio, uno spazio molto stretto e molto alto che progressivamente porta alle cannoniere. Questa è la prima sala. Devo spingere 2 volte, sì. Ecco qui, questa è la prima parte del museo. Un plastico molto grande dovrà proprio raccontare il territorio del Carso. Sarà un plastico bianco dove sarà possibile proiettare cose diverse per spiegare i diversi momenti storici e la localizzazione nello spazio di tanti eventi della guerra. Una seconda sala progressivamente, vedete che è più scura, solo illuminata dall'alto, in quello che era il vecchio parcheggio che diventerà un belvedere. La terza sala ancora più scura, e poi progressivamente si arriva verso quello che vi raccontavo prima, ovvero il tunnel delle ombre. In questo noi abbiamo ipotizzato adesso 3 diversi allestimenti, vari allestimenti che sono solo alcune suggestioni di allestimenti possibili. Il primo, che è quello che vi raccontavo prima, di uno spazio percettivamente modificato, no? Vedete la linea nera che è in mezzo, è la linea del solaio originale. Sotto noi facciamo uno scavo per raccordarci con il nuovo museo, che porta ad un luogo insolito sicuramente, vale a dire molto 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 stretto e molto lungo, obbligato, ne dobbiamo camminare. In questo momento volevamo proiettare su un lato del tunnel delle scene di guerra, una marcia di soldati, in modo che chi cammina abbia la sensazione di poter essere un soldato. In fondo, per dire, Ungaretti quando era lì aveva 10 anni meno di me, immagino che fossero tutti ragazzi molto molto giovani, e raramente si riesce a immaginarsi, a immedesimarsi in cose che hanno un secolo ormai di storia, eppure per fortuna nessuno ce l'ha chiesto. E speriamo che nessuno ce lo chieda, ma forse un giorno avremmo potuto marciare anche noi insieme a quei soldati, ed è per quello che è opportuno anche, ecco qui, camminare insieme a loro. Questo è un allestimento molto semplice, che però dovrebbe avere una grande forza evocativa. Così come nel complesso sono semplici anche gli allestimenti che abbiamo ipotizzato appunto in uno spazio che trasformiamo poco, per cui metteremo una passerella che più che altro serve per garantire gli impianti, per cui quelle cose indispensabili, ecco qui, ma che di fatto servono proprio per un po' se appare, ecco, di nuovo raccontare delle storie. Questo è un altro tunnel normalmente chiuso, in cui verranno posizionate tante lampadine. Queste lampadine simboleggiano gli spari, e quindi
diranno anche quello che è la luce del bombardamento. Certo, prima si diceva, no, di rievocare in qualche modo alcune sensazioni. Noi abbiamo sempre pensato che non si debba necessariamente far mettere gli stivali del soldato, ma che possano esserci anche delle partecipazioni un po' più sottili. Questa è la cannoniera vera e propria come appare oggi, il ramo quello centrale, che come dicevo è uno spazio davvero sorprendente, molto alto, fatto soprattutto di roccia, in parte di contrafforti di cemento, eccoli lì, con delle aperture di luce naturale. Qui anche facciamo il meno possibile, metteremo una grande pedana, questa pedana sarà il supporto per dare delle indicazioni, alcune date, alcune informazioni su persone, su armi eccetera, e poi sarà anche vediamo un po', ecco, la struttura per inserire, non parte ma vabbè, c'è un problema tecnico, comunque sarà la struttura per inserire delle opere d'arte. Nel complesso, come dicevo, il nostro intervento ha avuto il bisogno e la necessità appunto di non entrare in conflitto con un'area che abbiamo considerato percettivamente sacra, cioè non è sacra perché c'è scritto, è sacra perché si sente la sacralità, e noi quello che abbiamo cercato di fare è di interpretarla e di preservarla. Grazie. Che parte? Sì. Lo lascio senza commento perché sono immagini già forti che vediamo se riesco a proseguire qua. Passiamo all'area di Doberdo del Lago, Castellazzo. Un primo intervento previsto nella prima fase, che è questo piccolo percorso che vediamo qua, che ci porta a un punto di osservazione. È un intervento molto, molto discreto, dove da un lato dominano le rocce della cava, dall'altro lato la natura, con un limite anche qua molto preciso. Questo è il percorso, c'è una piccola area di parcheggi distante dal centro visite di Gradina, praticamente l'area che esiste tuttora, solo leggermente ridisegnata. Poi c'è questo inizio di questo percorso che passa lungo le cave e ci porta a un punto di vista. Il secondo intervento è questo sulla collina, dunque questo è il primo, con questo percorso che ci porta a questa condizione dalla quale vediamo per la prima volta il lago e lo possiamo osservare. Il secondo intervento vuole raccontare la geologia del Carso e il paesaggio. Dunque la struttura, la costituzione del Carso, l'evoluzione, i fenomeni carsici, la tettonica, i tempi dell'erosione. Ed è questo intervento che vediamo qui a livello di prima idea, di schizzo, dove si è voluto raccontare due cose. Uno è questa geologia straordinaria, la geologia che crea queste gallerie, che crea le grotte, che crea le doline, praticamente è l'acqua che scioglie la pietra. Ed è una storia veramente magnifica, e questa la vogliamo
raccontare con un linguaggio diverso, soprattutto con un linguaggio che ci permette di toccare questa pietra. Dunque un taglio, un passaggio in questa collina dove abbiamo da un lato l'occasione di toccare la pietra come in nessun altro posto e in secondo anche di raccontare questi fenomeni straordinari. Questo è un tema importante perché credo che tramite questo processo di portarci così vicini a qualcosa nasce anche un rispetto del nostro paesaggio, dei nostri luoghi, un rispetto dell'ambiente. Dunque questo è a livello di concetto, l'idea di questa apertura, l'attraversamento dove mi trovo proprio immerso in questa tettonica, in questa geologia. E poi il momento della scoperta, qui si lascia il tema della geologia, diciamo, per entrare in un tema di paesaggio, di questo straordinario lago che si riempie e si svuota in pochi giorni. Questa è una visualizzazione che ci dà un po' l'idea è esattamente un concetto questo, non è un progetto, dunque l'idea è anche quella di trasmettere ciò che si sente, ciò che si può dunque trasmettere in questo luogo. Vedete, anche questo progetto di Cardada è stato a un certo momento un concetto esattamente come questo. Dunque a sinistra questi luoghi che sono uguali dappertutto, le persone vanno, calpestano un luogo, lo guardano, sono contenti così e c'è chi dice che va bene, che non bisogna cambiare nulla. Attorno c'è un paesaggio, c'è un orizzonte e c'è qualcosa da raccontare. Noi abbiamo pensato a questo tema proponendo questo osservatorio geologico e i primi schizzi, i primi concetti come quello che abbiamo visto prima erano rappresentati come questa immagine a destra. Dunque la pietra del luogo è uno spazio, una lastra. E a suo tempo c'erano persone che sono rimaste affascinate e altri che hanno detto: come puoi tu dire che rispetti il paesaggio e poi ti permetti di mettere un disco di cemento in cima a una montagna? Ma questo è l'inizio di un'idea, l'inizio di un lavoro di ricerca che poi è stato approfondito anche con Geology. Ma questo che non vuole essere solo un bel paesaggio o una cartolina, questo è anche un luogo che ha qualcosa da raccontare. Lo vediamo da questa separazione qua a destra, da questo taglio, che è un taglio che separa la placca africana dalla placca europea. Dunque a sinistra abbiamo la placca africana e alle nostre spalle quella europea. Spostamento che è venuto 90 milioni di anni fa. Dunque la montagna che troviamo davanti a noi dovrebbe si sarebbe trovata una volta circa 60 km più a lato. Dunque come raccontare questo momento straordinario, come parlare di tempi geologici? E qui abbiamo portato avanti questo lavoro creando questo spazio di incontro, lo vediamo nella fase di costruzione molto importante perché si rispettano tutte le pietre, tutte le presenze. A destra un'immagine solo per ricordare che questo lavoro è stato accompagnato da 3 geologi in questo caso, per creare poi questo spazio che ci racconta appunto dello spostamento delle placche. Ma anche questo progetto è nato con schizzi, con idee semplici che poi vanno approfondite. E un tema importante era anche quello a chi ci si rivolge. Ci rivolgiamo a scolaresche o a un professore di geologia che vuole tenere una lezione, o al turista o alle persone che abitano il territorio. Questo intervento credo può anche portare a
un diverso rapporto, un diverso rispetto del nostro paesaggio. Questo poi la fascia informativa che ci racconta di questo lago straordinario, di dettagli favolosi come piante che possono rimanere giorni sott'acqua e poi ritornano a fiorire. L'intervento di Re di Puglia, in questo caso erano due le condizioni importanti, uno il sacrario di Re di Puglia alla destra, l'altro è il Colle Sant'Elia, primo luogo di sepoltura, e il tema di questo attraversamento fra queste due condizioni. Questa è la tavola d'insieme, lo spazio di attraversamento qua è un tema importante questo, perché bisogna intervenire in modo tale che chi attraversa questo spazio si rende conto che sta attraversando uno spazio sacro e non una strada qualsiasi. Quando si arriva in cima al sacrario, lo sguardo si rivolge verso il paesaggio, ma soprattutto anche verso il Colle di Sant'Elia. E anche qui gli interventi della caserma e gli interventi dell'attraversamento stradale sono tali che non riescono a mettere in evidenza, a ricordare questo Colle di Sant'Elia che è il primo luogo di sepoltura. Dunque l'idea è quella di intervenire con metodi molto semplici in quest'area per mettere più in risalto il colle e interventi di rallentamento di traffico lungo l'arteria principale. Dunque questa è l'immagine che secondo noi bisognerebbe percepire quando si arriva in cima al sacrario. Questo è lo spazio dell'osservatorio. Abbiamo cambiato l'insegno, abbiamo lasciato il tema della simmetria, abbiamo pensato a un luogo che da un lato ricordi la storia, dall'altro sia anche un'apertura, un pensiero positivo. Dunque c'è anche in questa condizione un esterno e un interno. Dunque noi abbiamo proposto di prolungare i due doppi filari di cipressi per creare uno spazio esterno, un attraversamento e poi sentire che ci troviamo in questo spazio sacro. E da lì c'è un accesso che ci porta al luogo d'incontro. Questo è il tema dell'illuminazione e questo è lo spazio proposto per Re di Puglia. Ci siamo ispirati a un racconto di un scrittore combattente che ricorda come muoversi sul Carso voleva dire cadere sempre su delle pietre. Difatti sul luogo ci sono queste pietre esistenti che noi lasciamo proponendo uno spazio di questa forma ovale con una pavimentazione da definire, e in questo spazio sporgono queste pietre esistenti. Tutte le strutture, i piccoli monumenti rimangono. Questo è il tema di questa percezione della pietra del Carso che sporge. Lo vediamo anche in sezione. Sopra questo spazio un tetto creato con dei bagolari. E si crea in questo modo semplice uno spazio che vuole essere anche uno spazio. Da questo spazio posso uscire per un percorso che ci porta poi dalla parte più a lato dove c'è anche una certa prospettiva sul paesaggio, ed è un percorso che attraversa i cotinus che sono già esistenti, sono già lì, bisogna solo lasciarli crescere. Dunque all'interno questo diventa una seduta e poi diventa un percorso e un punto di vista. Ed il cotinus è questa presenza straordinaria
che tutti conoscete, che racconta con un forte carattere, racconta le stagioni cambiando di colore continuamente, portando poi quei colori autunnali straordinari. Dunque è un elemento che caratterizza questo paesaggio, però anche parla dello spirito di questo paesaggio. Questa è l'idea di questo progetto. L'immagine che ci avete dato, che ci ha accompagnato di questi giovani visti di spalle, fa parte di un'immagine di un magnifico quadro che si trova in Carezzonico di Gian Domenico Tiepolo del 1750 mi pare, che si intitola Il mondo nuovo e raccoglie la filosofia di questo progetto. Dunque è quello di non prendere niente per scontato, di rimettere tutto anche in discussione, di creare quella curiosità, come lo vediamo in questo quadro, di queste persone che stanno guardando qualcosa che noi non sappiamo cos'è, e anche un certo creare interesse in qualcosa e aiutarci anche a guardare le cose con altri occhi. Grazie. Ecco, desidero ringraziare i 3 gruppi. Credo che quello che si è anticipato stamattina nella presentazione di un processo che oggi vede l'arrivo nella prima tappa. Siamo partiti nel 2007, siamo nel 2011 ed inizia una vera prima tappa a partire dai concept. Credo che da tutti e 3 gruppi che abbiamo sentito parlare oggi emerge bene il racconto. Lo spazio si racconta ed è giusto. Allora bisogna raccontarci questo spazio, ed è quell'ultima immagine che Paolo Burghi ha lasciato qui, è veramente un'immagine illuminata, perché lo sguardo non si sa dove, ma verso il futuro. E noi in fondo lo sappiamo dove vogliamo arrivare, e diceva un architetto molto noto in Italia e all'estero, Lampugnani, che già direttore del museo di architettura a Francoforte e adesso insegna a Zurigo, e che potrebbe servirci anche a noi capire la didattica di questo esercizio. Diceva che a volte per conservare la tradizione bisogna prima distruggerla. Suona un po' duro, ma c'è un po' di vero, perché solo nel momento in cui cominciamo a liberarci un po' da questa distruzione, da questa tradizione, e quindi abbiamo tanto, perciò non c'è paura, non c'è nessun bisogno di avere paura del distruggere tutto, ma a volte la contemporaneità deve anche inserirsi con gesti coraggiosi affinché noi riusciamo a vedere tutto ciò con occhi nuovi, capaci di nuovo a apprezzarlo. Allora questo è la nostra bellissima avventura. Come mi posso complimentare di nuovo con la nostra illuminata committenza, qui rappresentata dal vicepresidente della provincia di Gorizia, dottoressa Roberta De Martin, che in questi anni abbiamo lavorato bene insieme. Ora è un percorso oramai tracciato. Io vi ringrazio per questa fiducia, a voi tutti, a tutto il vostro gruppo in provincia,
a voi che avete partecipato al concorso con grande enfasi, a voi che avete vinto e che avete ancora di strada da fare, sempre con grande enfasi, e anche ai miei collaboratori qui, innanzitutto rappresentato dall'architetto Camilla Mancini, che ha avuto la fortuna o sfortuna di seguire questo bellissimo processo fin dall'inizio. In questo senso chiudo questa sezione per passare poi all'assessore Mara Cernic, alla ultima sezione, e devo dire che siamo proprio in tempi quasi cioè ungarici, insomma, cioè tempi perfetti. Grazie davvero. Grazie Andrea. Bene, dunque io intanto porto il saluto anche da parte mia in questa giornata di lavori. Credo che sia stata una giornata molto importante e molto proficua. Alcune riflessioni semplici da introduzione dell'ultimo intervento di oggi, che è una best practice che volevamo presentare, sempre in quest'ottica di guardare sempre fuori per imparare e trasportare qui nel nostro territorio. Carso 2014+ è stato sempre concepito primo come un progetto d'insieme, cosa che è stata più volte ripetuta, e c'è molto da lavorare per farlo percepire. Poi noi l'abbiamo concepito come un progetto d'insieme, ma sappiamo che deve crescere e quindi deve essere percepito come tale, cioè storia, ambiente, cultura, identità, paesaggio, economia, tutto insieme deve essere anche percepito come tale. Ovviamente vi è stato spiegato molto chiaramente in questa giornata qual è il processo che ha portato alla selezione dei 3 interventi, a quali saranno quelli realizzati, ma sicuramente quella che è la nostra ambizione è di guardare al Carso come a un unicum, a un tutto tondo. E la seconda ambizione di noi come ente pubblico è quello di creare, facendo quello che stiamo facendo, delle opportunità per il territorio e per le persone che ci vivono. Cioè dire facciamo questi interventi, prima costruiamoli, condividiamoli insieme, poi realizziamoli step by step, ma per il territorio, perciò che poi da lì possono essere utilizzati da tutti. Questa è un po' quell'ambizione che vogliamo come ente pubblico, perché ognuno ha e deve avere anche il suo ruolo. Un altro punto secondo me importante è sicuramente questo, ormai ci stiamo preparando a questo grande avvenimento del centenario della Grande Guerra. Grande Guerra, questo aggettivo grande, noi ci troviamo oggi su una linea che 100 anni fa era linea di confine, teatro di battaglie nell'impero austro-ungarico. Kipar l'ha detto che siamo precisi come gli austriaci forse, però all'epoca qui convivevano, anzi in quella guerra parteciparono popoli appartenenti a oggi paesi che compongono l'Europa. Qui vive la comunità slovena, Carso è anche sloveno, quindi c'è anche un'identità culturale molto forte che si è amalgamata nel tempo, e la Grande Guerra è stata comunque frutto del territorio in cui si è svolta, nel territorio ambientale, cioè fisico, morfologico, che le ha dato vita, ma anche culturale di quel tempo. Per questo probabilmente, almeno io così interpreto questo aggettivo grande, perché conosciamo tutti l'atrocità di queste battaglie, determinata dalle condizioni del tempo e dalle condizioni ambientali, e poi perché erano tali, perché ci trovavamo su una linea di confine di un grande impero dell'epoca. Quindi questo è, questa è quella interpretazione che voglio dare a questo grande, col quale penso ci rivolgiamo al futuro. Il presidente Türk della Repubblica Slovena sta pensando a un percorso della memoria che va dall'Adriatico al Rombon, che è un monte nelle Alpi Giulie, pensando a tutta una serie di percorsi tematici guidati dalla memoria, che quindi si innesta anche in questo nostro percorso. Però noi guardiamo sempre avanti, e uno dei temi che Carso 2014 si pone è come andrà avanti, come si svilupperà. Allora abbiamo voluto oggi invitare qui il rappresentante, il direttore di un'agenzia di sviluppo della Ruhr, di una particolare regione della Germania, che ci presenterà la sua best practice, un progetto che nasce da UNIBA, quindi un progetto che è stato citato stamattina dall'architetto Kipar, che è un progetto che ha ormai una lunga esperienza annuale, ma che ha anche trovato un modo di gestione, di sopravvivere, di andare avanti. Noi abbiamo chiamato 2014+ perché è il centenario in cui questo territorio entra in guerra, più perché
che pensiamo che il Carso abbia vita infinita per noi, cioè insomma si vive, si abita, ci si sviluppa, si va avanti. Come trovare il modo più giusto, più corretto di gestire questo ambiente, questa ricchezza e in un equilibrio che possa essere fruttuoso per tutti. Quindi io invito il rappresentante della RUR a venire ad affiancarmi qui e a portarci la sua esperienza, specialmente di come lui ha gestito la riconversione di questo bacino. Penso che la RUR la conosciate tutti, in Germania è un bacino di miniere sottoposto a una fortissima pressione ambientale sul quale è stato avviato un grande e importante progetto di recupero a livello europeo. Prego. Si possono accendere contemporaneamente? Sì, sì. No, vabbè, mi metto più su. Sì, dovrebbe funzionare. Sì, metto qua in mezzo. Si brauchen dein Mikro? Ich muss mich gleich am Anfang zweimal entschuldigen. Buonasera a tutti, intanto mi devo scusare ben 2 volte fin dall'inizio. Das erste Mal, weil mein Italienisch immer noch so schlecht ist, dass ich nicht in der Lage bin, Ihnen hier den Vortrag in Ihrer Sprache zu halten. Perché purtroppo il mio italiano continua ad essere così pessimo da non poter fare il mio intervento in italiano, io in persona. Dabei kann mir dann Frau Schmidt nachhelfen. Però ci sono io ad aiutarlo. Wobei sie mir nicht helfen kann, ist, dass ich bekennen muss, dass ich heute seit gestern zum ersten Mal in diesem Teil Italiens bin. E dice però che io non posso aiutarlo nel fatto che per la prima volta si trova in questa parte d'Italia. Dafür muss ich mich natürlich auch entschuldigen. E si scusa. Wenn man hier in diese Region kommt und wenn man sie vorher nur aus den Unterlagen kennt, die die Region geschickt hat und das Büro Kipper geschickt hat, dann weiß man, man kommt nicht in eine Metropole. Cioè, vedendo tutta la documentazione inviata dalla regione, dalla provincia e dallo studio Kipper, si sa comunque di non venire in una metropoli. Und man kommt auch nicht in eine Region, die mitten im Herzen Europas liegt. E non si viene neanche in una regione che sta in centro all'Europa. Aber man kommt in eine Region, die mit ihrer Geschichte etwas ganz Besonderes hat. Però si nota di venire in una regione che con la sua storia rappresenta qualcosa di molto particolare. Über viele Jahrhunderte haben sich hier Völker Europas getroffen. Perché per secoli ci sono stati diversi popoli che si sono incontrati qui. Sie haben zusammen gelebt, sie haben sich heftig bekämpft. Hanno convissuto, si sono anche combattuti. Und sie haben sich ständig gegenseitig inspiriert und tun das auch noch heute. Si sono sempre ispirati a vicenda e continuano a farlo anche oggi. Deswegen können Sie ja eigentlich sagen, wir sind Europa. E per questo potreste dire noi siamo l'Europa. Und wenn man so viel zuhört über die Projekte, die Sie jetzt machen, dann kann man auch sagen, es ist ein ganz besonderes Europa. E poi ascoltando tutto quello che è stato detto oggi rispetto ai progetti, si può anche dire che si tratta di un'Europa veramente particolare. Was wir gesehen haben, ist ein Europa der Fantasie. Abbiamo visto per esempio un'Europa della fantasia. Was wir gesehen haben, ist auch ein Europa der Würde und des Respekts. Abbiamo visto anche un'Europa della dignità e del rispetto. Des Respekts vor der Vergangenheit, des Respekts vor den schrecklichen Ereignissen, aber auch dem würdevollen Umgang damit so etwas nie wieder geschieht. Rispetto per il passato, per tutte le crudeltà che sono successe, ma anche rispetto del fatto che tutto questo non succederà mai più. Und deswegen wird es ganz sicher in den nächsten Jahren auch zu einem Europa der Begegnungen werden.
E per questo sicuramente nei prossimi anni sarà anche un'Europa dell'incontro. Und dazu trägt Karlsruhe 2014 bei und dazu ist sicher Karlsruhe 2014 auch nur ein erster Schritt unter vielen, vielen Begegnungen, die ab 2014 bis 2019 darüber hinausstehen. E sicuramente Karlsruhe 2014 ne è un contributo, è anche un primo passo rispetto a tutto quello che ci sarà fino al 2014 e poi oltre fino al 2019. Das Plus bei Karlsruhe 2014 steht für einen Prozess. Il più, cioè Karlsruhe 2014 più sta per un processo, significa un processo. Ich möchte Ihnen jetzt etwas erzählen über zwei Prozesse in zwei deutschen Landschaften. E oggi vorrei parlare di due processi che hanno avuto luogo in Germania, in due paesaggi diversi. Die Götzsche ist eine Landschaft in der früheren DDR. La Götzsche è un paesaggio nell'ex Germania dell'Est. Und wenn man dieses Dialektwort übersetzt, dann heißt es Gottes Auen. E tradotto in tedesco, cioè Götzsche è una parola dialettale, tradotto in lingua significa golena di Dio. Und die Ruhr ist ein großes altes Industriegebiet in Westdeutschland, was sich in den letzten 20 Jahren sicher sehr bekannt gemacht hat. La Ruhr è una grande zona industriale, mineraria, conosciuta nella Germania dell'Ovest. Ja, das erste Beispiel, die Kulturlandschaft Götzsche, Gottesauen in der Region Bitterfeld. Die Region Bitterfeld ist etwa so groß hat etwa so viele Einwohner wie die Provinz Gorizia, also rund 140.000. Parliamo adesso del primo esempio, l'esempio numero 1 è il paesaggio di cultura Götzsche nella regione di Bitterfeld che ha all'incirca così tanti abitanti quanti ne ha la provincia di Gorizia, ovvero 140.000. Qui la vedete, la golena di Dio. Bis 1994 wurde hier mit diesen großen Geräten Braunkohle ausgebaggert. Fino al 1994 fu un giacimento minerario di carbone e si utilizzarono questi grandi macchinari. Und als dieser Prozess gestoppt wurde, da war statt einer Gottesaue 60 Quadratkilometer Wüste. E quando si interruppe questo processo di sfruttamento, praticamente ci fu il deserto. Diese Wüste war bis 60 Meter tief. Erano 60 km quadrati con una profondità di 60 metri. Dann gab es so etwas wie bei Ihnen auch, nämlich einen Masterplanprozess. Wie kann man aus einer Wüste eine neue Landschaft machen, wenn die alte Landschaft war ja verbunden. E poi c'è stato, come qui anche, il processo del masterplan, ovvero si cercava di vedere come riuscire a trasformare questo deserto in un paesaggio. Mitten in diesem Prozess gab es dann im Jahr 2002 auch noch ein Hochwasser, eine große Flut. Poi nel 2002 c'è stata un'alluvione. Und der Prozess diese große Flut hat ganz viel zerstört. Questa alluvione ovviamente ha distrutto molto. Aber sie hat nicht das gemeinsame Arbeiten aller Bürgermeister und aller gesellschaftlichen Gruppen unterbrochen, aus der Wüste eine neue Landschaft zu machen. Però non ha interrotto la cooperazione tra tutti i comuni, tutti i sindaci, tutti i portatori di interesse per continuare questo processo di trasformazione del deserto in paesaggio. Und die Bürgermeister und die Stadträte haben gemeinsam beschlossen, wenn wir demnächst einen großen See haben, dann werden wir dafür sorgen, dass alle Ufer immer dauerhaft für die Bürger da sind. E i sindaci e i consiglieri comunali hanno deciso insieme di utilizzare praticamente insieme le rive di questo lago che comunque sarebbe rimasto. Und wenn man das sieht, dann sieht man auch, dass diese Landschaft im Gegensatz zu ihrer Landschaft eigentlich gar kein Oben und Unten, gar keine Topografie mehr. E vedete che contrariamente a ciò che succede qui non c'è più nessuna topografia, non c'è alto e basso, è tutto piatto. Also,
ging es darum, eine Idee zu entwickeln, wie erschließe ich diese Landschaft, das was bei Ihnen auch passiert, mit den neuen Wegen und Verbindungen, und wie bringe ich neue topografie in eine Landschaft, die eigentlich nicht mehr wiederverfügt. E quindi abbiamo cercato di capire quale poteva essere la topografia, quali potevano essere gli elementi di connessione, di collegamento, come avete fatto anche qui con i sentieri, con i percorsi, con i circuiti. Nun ist der See da. Adesso abbiamo il lago. 60 Quadratkilometer neue Landschaft und es gibt eine neue Topografie und diese Topografie ist Kunst. Vedete questo lago, vedete un nuovo paesaggio e vedete una nuova topografia che è arte. Zum Beispiel hier die französischen Künstler, die eine ganz große, mehrere 100 Kilometer Landschaft aus Kegeln und Hügeln. Per esempio qui vedete questi coni, queste colline artificiali create da artisti francesi su chilometri e chilometri di paesaggio. Oder der Schweizer Künstler, der mitten in diese Landschaft eine solche große Arena hineingebracht hat. Oppure un artista svizzero che ha creato questo anfiteatro in mezzo al paesaggio. Oder dieser deutsche Architekt, der gesagt hat, wenn da ein neuer See entsteht, dann müssen wir in diesen See eine Brücke und einen Turm hineinbauen. Und das dürfte das einzige Mal gewesen sein in Europa, dass diese Brücke und der Turm da waren, bevor das Wasser gekommen ist. E poi c'è stato anche un architetto tedesco che ha detto ma se c'è il lago bisogna avere anche un ponte con una torre, e forse per la prima volta in Europa c'è stato prima il lago e dopo il ponte e la torre. Die Brücke und der Turm sind mit dem Wasser aufgestiegen und wenn man heute den Turm besteigt und es ist windig, dann steht man da oben und fühlt sich wie auf dem Mast eines Segelschiffes, weil es sich immer so ein bisschen bewegt. Perché poi il ponte si alzava man mano che si creava il lago, e con la torre appunto mobile, e quindi creava questo effetto galleggiante. Qui vedete la trasparenza dell'oggetto, la vedete anche qui. Dieser Bogen, da kann man hinaufgehen und kann auch mit dem Rollstuhl hinauffahren. Ci si può salire anche con una sedia a rotelle. Auch das wieder ein Objekt, und wenn man oben ist, hat man eine Aussicht über die neue Landschaft. E vedete qui in alto questo punto panoramico sopra questo nuovo paesaggio. Und bewegt sich wieder auf einem neuen topografischen Punkt. E ci si trova di nuovo su un punto topografico nuovo. Bei Ihnen ist die Landschaft schon da und es geht mehr um die Frage, wie kann ich diese Landschaft erlebbar machen. Voi avete già il paesaggio, adesso la domanda è piuttosto quella di rendere godibile, sfruttabile il paesaggio, di renderlo vivibile. Aber was, glaube ich, vergleichbar ist, dass dieses Zuspitzen, dieses Überhöhen von bestimmten Dingen natürlich schon zeigt, dass man plötzlich etwas sehr viel besser versteht, als man es vorher versteht. Ma penso che già il fatto di aver accentuato determinati elementi dimostra di aver capito anche determinati punti, determinate questioni. Dann gibt es Elemente, die nur für die Bürger oder die vor allen Dingen für die Bürger da sind. Dies ist ein Kunstobjekt, da sind 3000 Namen von Menschen drauf, die mitgeholfen haben, die Sandsäcke aufzustapeln, um die Stadt bei der großen Flut vor der Überflutung zu schützen. Poi abbiamo per esempio creato questo oggetto d'arte, quest'opera d'arte che è semplicemente per i cittadini, vedete le targhe di 3.000 nomi che sono i nomi dei cittadini che hanno aiutato a tutelare, a proteggere la città dall'alluvione. Wenn wir nach Westdeutschland kommen, in das Ruhrgebiet, dann haben wir es jetzt mittlerweile mit fast 3 Dekaden von einer regionalen Entwicklung zu tun. Adesso cambiando area geografica, siamo nella Ruhr, in Germania occidentale, possiamo già parlare di quasi 3 decadi di interventi. 1990 bis 2000 die IWA-Emscher-Park, die ja weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt geworden ist. 1990-2000 IWA-Emscher-Park, che è anche conosciuto ben oltre i confini. Eine staatliche Intervention
für die Kommunen, mit den Kommunen vorgesehen. Avere un intervento dello Stato fatto insieme ai comuni e per i comuni nella zona della Ruhr. Für urbane Qualität und für Landschaftsqualität. Per la qualità urbana e la qualità paesaggistica. 2001 bis 2010 haben die Kommunen selber sich organisiert und haben gesagt, wir bestimmen unsere Themen. Und sie haben sich gemeinsam beworben 2006 für die Europäische Kulturhauptstadt 2006. Poi 2001-2010 i comuni hanno detto ci organizziamo noi da soli e nel 2006 poi si sono candidati a Capitale Europea della Cultura. Und für diese traditionell benachteiligte, strukturell benachteiligte Region in Deutschland war es ein großer Erfolg, sich gegen sehr viel bekanntere und sehr viel erfolgreichere Regionen in einen Wettbewerb durchzusetzen. Ed è stato un grande successo per questa regione che strutturalmente è piuttosto svantaggiata ed è stato un grande successo appunto di essersi imposta nei confronti degli altri candidati. Jetzt haben wir 2011 und nun denken die 53 Städte und Kreise darüber nach, was wollen wir eigentlich in der nächsten Dekade bis 2020. Adesso abbiamo il 2011 e i 53 comuni e distretti stanno pensando cosa vogliono fare fino al 2020. Wenn man sich diese Bilder anschaut aus den letzten Dekaden, dann stellt man fest, in Ruhrgebiet sieht es ganz anders aus als hier, aber die Prinzipien sind vergleichbar. E poi se vedete adesso queste foto vedrete che il paesaggio è completamente diverso rispetto a quello di qui, però vedrete che poi alla fine i principi sono gli stessi. Zum Beispiel eine Landschaft, die charakterisiert ist durch Grenzen, durch Zäune, durch Mauern, zu öffnen und Verbindungswege herzustellen und landschaftliche Verknüpfungen sichtbar zu machen. Per esempio abbiamo un paesaggio caratterizzato da confini, da limiti, da muri che sono da aprire appunto e quindi ci sono da creare dei collegamenti, dei percorsi. Heute können sich die Menschen in einem Ballungsraum von rund 5 Millionen über 80 Kilometer auf Fußwegen und auf Fahrradwegen bewegen. Abbiamo un agglomerato urbano di circa 5 milioni di abitanti e qui in questa zona che è grandissima le persone possono muoversi continuamente in bici o a piedi anche. Und heute Morgen gab es jemanden, der hat gesagt, wenn wir uns darum bewerben, Weltkulturerbe zu werden, dann kann uns das helfen auf dem Weg zur europäischen Kulturhauptstadt. Qualcuno stamattina ha già accennato all'idea della candidatura di questa zona al patrimonio dell'umanità e che potrebbe servire anche a vincere, a imporsi nel concorso per la Capitale Europea della Cultura. Genauso war es im Ruhrgebiet. Der Kirche Zollverein ist 2002, 2003 zum Weltkulturerbe geworden. Das war ganz sicher ein wichtiger Baustein dafür, einige Jahre später auch europäische Kulturhauptstadt. E così è stato anche nella Ruhr, nella zona della Ruhr, perché nel 2002-2003 la miniera Zollverein ad Essen è stata dichiarata patrimonio dell'umanità e il che ha contribuito sicuramente al successo per poi diventare appunto Capitale Europea della Cultura nel 2010. Was Sie mit Ihrem Masterplan tun und mit den Ergebnissen des Wettbewerbs tun, ist ja, Sie verordnen sich selber einen Perspektivwechsel. Sie blicken mit neuen Augen und aus ganz anderen Blickwinkeln auf die Ihnen vertraute Landschaft und dann verändern Sie es. Quindi quello che voi state facendo in questo momento con il masterplan, con il concorso di progettazione, praticamente è quello di cambiare sguardo, di cambiare prospettiva, perché avete sempre lo stesso paesaggio, però state cambiando prospettiva. Das Gleiche versuchen wir. Und auf diese Weise wird so ein Kühlbecken für den Prozess, wenn man Kohle kocht, Kohle zu Koks macht, wird ein solches Kühlbecken plötzlich zum Element in einem Park. E noi stiamo facendo praticamente la stessa cosa, qui vedete un bacino di raffreddamento per il coke nell'ambito di una cokeria e vedete cosa può succedere quando si cambia prospettiva. Und wenn man die Perspektive nochmal wechselt, e cambiando prospettiva appunto ancora una volta
Wenn man die Perspektive nochmal wechselt, dann kommt so etwas dabei heraus. Vedete che diventa una pista di ghiaccio. Prima era un lago in un parco, adesso è una pista di ghiaccio. Dann hat man nicht mehr das Kühlbecken und nicht mehr den Park, sondern die größte Eisbahn in Deutschland. Ed è la pista di ghiaccio più grande in Germania. Der Interlandschaftspark, Andreas Kieper hat darüber heute früh schon geredet, ist der Gedanke, in einem Gesamtgebiet von rund 2.500 Quadratkilometern rund 400 Quadratkilometer zu einer durchgehenden Erholungslandschaft zu machen. Praticamente qua questo parco paesaggistico della Hampshire l'abbiamo già visto stamattina nell'intervento di Kipper e l'idea è quella di creare un parco completo e continuo su una superficie di 400 km quadrati. Die Arbeiten daran haben 1988 begonnen und laufen immer noch, weil der Park sich jeden Tag verändert. I lavori sono iniziati nell'88, però continuano ad evolversi perché comunque il parco continua ad evolversi. Und das geht eigentlich nur deshalb, weil alle Akteure in der Region, alle politischen Parteien, alle gesellschaftlichen Gruppen im Grundsatz glauben, dass dies eine wichtige Geschichte ist für die Zukunft der gesamten Region. E questo è possibile grazie al fatto che tutti i portatori di interesse, tutti i gruppi politici, tutti i partiti, tutte le associazioni, eccetera, alla fine credono in principio che stanno facendo qualcosa di bene per la regione. Das schließt überhaupt nicht aus, dass man sich im Detail für konkrete Dinge dann durchaus sehr intensiv streitet. E ciò non esclude ovviamente il fatto che sui dettagli ci si può anche litigare. Zum Umbau der Region gehört auch das offene Abwassersystem in eine Flusslandschaft zurückzuverwandeln. Vedete qui questo canale di fogna, praticamente di fognatura, e parte del progetto è la riconversione in un'acqua naturale. Das geht nur, wenn alle Bürger, jede einzelne Firma und jeder einzelne Bürger sozusagen über lange Jahre sich bereit erklärt, dafür zu bezahlen. E questo ovviamente è solo possibile se ogni individuo per anni è disposto a pagare. Das geschieht nun seit nunmehr 15 Jahren und sieht ganz sehr unterschiedlich. E da 15 anni quindi le persone pagano il loro contributo e vedete qui i risultati diversi. Wenn wir jetzt darüber nachdenken oder nun denken die Städte darüber nach, was sind eigentlich die Themen für die nächste Dekade? E adesso, come già detto, i comuni stanno pensando quali possono essere gli argomenti, i temi della prossima decade. Und unsere Konsequenz ist, urbane Qualität, Landschaft und Kultur alleine reicht nicht mehr aus. E noi abbiamo tratto un po' la conclusione che la qualità urbana, il paesaggio e la cultura di per sé non bastano. Und jetzt gibt es 3 neue Begriffe: Stadt, Bildung und Klima. E quindi adesso abbiamo scelto questi nuovi 3 argomenti, ovvero la città, la formazione e il clima. Stadt, weil wir in den großen Städten sehr viele soziale Brennpunkte haben, mit denen wir einfach umgehen müssen. La città perché all'interno delle grandi città che si trovano nella zona della Ruhr ci sono molti aspetti problematici, molte zone problematiche che vanno affrontate. Stadt aber auch, weil die Städte alle so nah beieinander sind, dass selbst die Landschaft dazwischen, der Emscher Park, eigentlich immer ein Thema auch der Entwicklung von Städten sind. Città anche perché abbiamo talmente tante città che sono talmente tanto vicine che questo parco dell'Hampshire praticamente fa sì che alla fine abbiamo una grande città unica. Bildung deshalb, weil im Grunde alle sozialen Probleme, mit denen wir in der Region umgehen müssen, etwas mit Bildung und Fortbildung und Ausbildung und sozialer Bildung zu tun haben. E la formazione perché tutti i problemi sociali che ci sono nella regione hanno a che fare comunque con la formazione sociale, formazione continua, formazione professionale, eccetera. Und Klima, weil wir nicht nur eine Perspektive für die Verbesserung des Klimas in der Region haben wollen, sondern auch, weil viele große
Technologieunternehmen in dieser Region sind und es einen Konsens zwischen diesen Unternehmen und der Politik gibt, dass die technische Innovation Arbeitsplätze bringt und gleichzeitig der Region auch klimatisch nutzt. Il clima non solo perché siamo a favore della tutela del clima nella regione, ma perché ci sono tante imprese di alta tecnologia e c'è un consenso creatosi tra le imprese e la politica sul fatto che bisogna creare nuovi posti grazie alla tutela climatica, grazie all'innovazione tecnologica si riescono a creare nuovi posti di lavoro, tutelando il clima appunto. Und aus diesem Geist heraus entwickeln die Kommunen und die Unternehmen derzeit rund 300 Projekte für die nächsten 10 Jahre, die an vielen Stellen dann auch mit den Unternehmen, mit der Wirtschaft zusammen gemacht werden. E questo è lo spirito appunto che sta alla base di 300 progetti che adesso saranno realizzati nei prossimi 10 anni da parte dei comuni insieme alle imprese. Und das zusammen heißt dann Ruhr 2020 più. E questo lo chiamiamo Ruhr 2020 più o 2020 più. Ja, weil Sie ja mit dem Plus viel eher dran waren, haben wir gedacht, müssen wir 2020 dazu schreiben. Voi avevate prima il più e quindi noi adesso ci abbiamo messo il 20. Das ist ein Wettlauf. Und wie wir Deutschen halt so sind, ne? Für diese Projekte gibt es dann auch eine solche Liste, wo genau drin steht, wo, an welchem Stand ist welches Projekt, wer ist dafür verantwortlich, wo kommt das Geld her und so weiter. Noi tedeschi siamo molto precisi, quindi vedete qua la tabella con lo stato di ogni singolo progetto, il cronoprogramma, chi lo finanzia, eccetera, eccetera. Und Gott sei Dank ist die Technik ja heute so, dass man die Liste auch alle 3 Monate komplett überarbeiten kann. E la tecnologia comunque ci consente di rivedere questa tabella ogni 3 mesi. Aber immerhin rund 150 von diesen Projekten haben angefangen. 22, die schon etwas früher gestartet sind, sind bereits vollendet. Comunque 150 progetti sono già in corso e 22 sono già stati terminati. Und für uns auch etwas Neues. Wir arbeiten jetzt an den Themen, die wir die nächsten 10 Jahre bearbeiten wollen. Aber wir wissen noch nicht, wie das große Ereignis am Ende heißt. E poi una novità anche per noi è il fatto che stiamo lavorando sui temi di cui ho parlato prima, però non sappiamo quale sarà l'evento finale. Das ist so ähnlich wie bei Ihnen, Sie arbeiten an einem Thema und Sie sind auch sozusagen ein Stück weit Avantgarde für einen solchen Prozess, aber Sie wissen ja noch gar nicht, ob Sie Europäische Kulturhauptstadt 2019 sind. Trotzdem muss man es jetzt tun, damit man es werden könnte. Un po' come voi che state lavorando su un tema, sapete dove siete, sapete qual è l'idea, ovvero volete diventare capitale europea della cultura nel 2019, però non sapete se lo saprete, se lo sarete e quindi però comunque dovete lavorarci adesso. Ja, jetzt nur noch ganz am Ende ein Beispiel dafür, was das heißen kann, so ein Projekt über 10 Jahre mit Stadt, Klima und Bildung. E qui vedete come questa foto che ci mostra come potrebbe essere uno di questi progetti che collega questi 3 ambiti tematici, clima, città e formazione. Hier liegt ein ehemaliges Bergwerk mit einer Haldenlandschaft, einer Kohlehalde. È una vecchia miniera con questo paesaggio industriale. Westlich davon eine Stadt mit 80.000 Einwohnern, östlich davon eine Stadt mit 40.000 Einwohnern. E nelle vicinanze c'è una città di 80.000 e una di 40.000 abitanti. Was heißt Stadt? Stadt heißt, auf diesem Gelände entsteht im Norden ein neuer Wohnpark. Alle Gebäude in der Mitte bekommen eine neue Nutzung und die verschiedenen Städte und die freie Landschaft werden verbunden über einen sogenannten Bergpark, der diese ganzen Landschaftsteile miteinander verknüpft.
E città per noi in questo caso significa che al nord creiamo un'area residenziale, poi in mezzo questo parco minerario, diciamo, e poi in centro ci sono edifici a diverso uso e in basso poi c'è l'area industriale, produttiva, e tutto questo collegato dal parco. Was heißt hier Bildung? Zum einen siedeln sich in den alten Gebäuden derzeit ganz viele Kreative an, Künstler, Bildhauer, Maler, Fotografen, die einen völlig neuen Geist auf dieses Gelände bringen. Formazione in questo caso significa l'insediamento di tante persone, tante professioni creative in quest'area, come fotografi, artisti e scultori, che portano un apporto, un contributo veramente nuovo in quest'area. Außerdem entstehen auf dem Gelände Einrichtungen für die Ausbildung, die Weiterbildung von türkischen Jugendlichen, die in den benachbarten Stadtteilen wohnen und oft lange keinen Arbeitsplatz finden. In più stanno nascendo dei centri di formazione per i giovani turchi delle città vicine e che spesso sono senza lavoro e senza prospettive di formazione. Und Klima bedeutet, dass wir derzeit eine Strategie entwickeln, wie alles, was auf dem Gelände entsteht, im Rahmen einer Zero-Emission-Strategie entwickelt wird. Das heißt, dieses Gelände soll demnächst nicht mehr Energie verbrauchen, als es selber erzeugt. E clima in questo caso significa che stiamo cercando di applicare una strategia a emissione zero, ovvero tutta quest'area consuma meno energia di quella che produce. Und gleichzeitig ist es sinnvoll, dass man das, was man tut, auch mit einer Unterschrift signiert. Alle 2 Jahre schreiben die Bürgermeister und Landräte der Region einen Brief an die Landesregierung und sagen, so weit sind wir und dies oder das erwarten wir von euch. E a volte sono necessarie anche delle firme per vedere a che punto si è arrivati, e quindi ogni 2 anni i sindaci e gli assessori provinciali, o quello che corrisponderebbe all'assessore provinciale, firmano un accordo. Das heißt ja nicht, dass das immer alles sofort klappt. Poi non significa che tutto va bene subito. Aber es ist der Geist des gemeinsamen Handelns, der immer und immer wieder neu bestätigt wird, unabhängig davon, ob gerade Wahlen stattgefunden haben oder nicht. Però è praticamente la conferma dello spirito di cooperazione, indipendentemente dal fatto se le elezioni sono state vinte o perse, ma che si continua semplicemente. Sie sehen, es sieht bei uns ganz anders aus, aber die Vorgehensweise, die Methoden sind doch sehr verwandt. Vielen Dank. Quindi vedete che il paesaggio è completamente diverso, ma alla fine i processi e i metodi sono molto simili. Grazie. Bene, siamo giunti quasi alla conclusione di questa lunga, ma credo interessante per tutti, giornata. Io prima di dire 2 parole, poi di lasciare la conclusione al Presidente Garghetta, che insomma si è fermato tutta la giornata nonostante numerosi impegni, quindi gliela dobbiamo. Do brevemente, mi ha promesso, la parola a Giovanni Foladone in rappresentanza del territorio di Pordenone, o meglio, adesso vi dico, del Museo Storico Aeronautico del Friuli Venezia Giulia di Pordenone, in rappresentanza appunto della provincia di Pordenone. Grazie di avermi concesso qui di intervenire, perché io sono ancora sbalordito di questo progetto. Sono arrivato qui pensavo una cosa molto parrocchiale, invece avete una staff qui veramente di architetti che mi inchino e vorrei portarvi la borsa. Io ho cominciato 40 anni fa su questa impresa museale e storica del salvataggio di tutte queste opere storiche che sono qui militari, perché qui c'è stato il traffico in centinaia, in secoli di tutto. Ho messo su questo museo che è partito con un vecchio aeroplano e 4 divise, oggi di aeroplani ne abbiamo 16, l'ultimo che sta arrivando adesso, che è già sbarcato a Venezia, e abbiamo circa 300 divise, 75 eliche, un padiglione enorme sempre di mia proprietà, ma c'è voluta la mia follia 40 anni fa di partire e di portare a termine.
Quando ho visto il vostro progetto ho detto vado a vedere, se avessi 40 anni in meno vi porterei la borsa, vi aiuterei a spostare i sassi delle trincee. Io una cosa che vi posso raccomandare, anche se ho preso del matto 40 anni fa, oggi adesso mi danno del lei tutti quanti, quindi ho speso parecchi soldi personali senza attingere soldi di fondi. Quello che vi posso raccomandare è, prima cosa, di non dimenticare gli alpini in questa vicenda, questa meravigliosa storia che state cominciando. Gli alpini sono gente che lavorano continuamente senza guardare orario, non sono pagati, vengono per volontariato e poi dove vanno portano sempre fortuna. Seconda cosa, fate vedere in questa bellissima nave di programma, è come se voi far fare una nave agli operai, e quindi dovete far vedere già un pezzo di qualcosa, di questa cifra che hanno già stanziato, perché la cifra non vada dispersa. Questo ve lo dico perché ho assistito musei che sono partiti fantasma con tanti soldi e sono finiti così con baracconi e con debiti e non si sa chi ha messo in tasca i soldi. Io di questo ne sono fiero perché ho speso tutta la mia sostanza, ho messo anche dalla proprietà e penso di lasciare in eredità tanti bei ricordi. La mia modesta esperienza la posso dare gratuitamente, vi seguirò da lontano anche se non mi invitate, perché sono sicuro che porterete a termine questa bellissima missione. Grazie ancora a tutti quanti e buona fortuna. Grazie. Bene, siamo giunti insomma alla conclusione. Io intanto ringrazio veramente tutti voi perché siete stati qua ad ascoltare tutto il giorno gli interventi, le relazioni degli architetti. Credo che per tutti, per noi amministratori per prima, è stata nuovamente una crescita, e quando si cresce insieme si cresce sempre nel modo giusto, anche se ci sono cose che magari possono piacere a qualcuno e non piacere ad altri. E questo modo di pensare insieme che credo ci faccia onore, ci faccia onore come territorio, perché permettetemi di esprimere l'orgoglio in rappresentanza di tutti gli enti, vedo ancora qua sindaci e assessori che sono rimasti presenti e che insieme hanno fatto il percorso, no? Su percorso 2014+, quindi ecco, quando si pensa insieme non si sbaglia mai. Io volevo solo dire due cose, poi lascio la parola al Presidente Gherghetta. Si è parlato molto del raccontare, del territorio che si racconta, del raccontare. Allora bisogna avere la capacità, credo, come noi tutti facciamo in famiglia, c'è chi racconta e chi deve ascoltare. Ecco. Quindi abbiamo cercato di far parlare il territorio, di far parlare la gente del territorio, perché se è vero che il tutto è partito, non direi a caso, però in maniera magari non pensavamo di arrivare a tutto questo, e perché il territorio si è raccontato attraverso tutti quelli che insomma l'hanno mantenuto, l'hanno conservato e che li vogliono bene. Io voglio dire ancora una cosa, l'amore per un territorio, e credo che in questa giornata si sia percepito anche proprio dalle persone che di questo territorio non sono. Io credo che stia non solo nella difesa, no? È un po' come in tutti i rapporti, no? L'amore non è possesso, non è gelosia, ma è convincere gli altri che questo è un territorio da amare. Questo è il nostro scopo, ognuno per il proprio ruolo, il ruolo istituzionale piuttosto che da cittadino, piuttosto che da operatore turistico o da albergatore. Ecco, io credo che vada dato atto a tutti quelli che ci hanno lavorato, che ci abbiamo lavorato, di una cosa: abbiamo fatto tutto con grande responsabilità. Io sono rimasta veramente, direi quasi emozionata dall'esposizione dei gruppi. Paolo Burghi l'avevo già sentito, ma gli altri due no, perché come avete sentito il concorso di progettazione si è svolto senza che la parte politica incidesse giustamente, minimamente, quindi non li conoscevo. Devo dire che ho apprezzato molto, perché c'è stata una sensibilità da parte vostra, avete usato dei termini riguardo a questo territorio che veramente vi fa onore e coglie l'essenza del nostro progetto. Credo che appunto anche il colonnello Taibi, no, abbia raccolto questo rispetto che tutti hanno usato nei confronti dell'area sacra. Ecco, credo che sia il più grosso risultato per questa prima parte che abbiamo raggiunto. Quindi ecco, questo è un processo. Io devo dire che, come diceva la mia maestra delle elementari, bisogna essere contenti di quello che si è e non di ciò che gli altri non sono. E io
permettetemi, sono contenta di aver lavorato con tutte queste persone che hanno dimostrato una grande passione, sono contenta soprattutto, possiamo dirlo, perché in 3 anni, siamo partiti nel 2007, non avevamo i soldi solo per appunto la gara di incarico del coordinamento, quindi è poca cosa, vi assicuro, rispetto alle grandi cifre che si sentono. In 3 anni siamo riusciti a firmare, ancora una volta non smetterò di ringraziarli, il protocollo d'intesa con il Ministero, un accordo di programma fra tutte le amministrazioni con l'amministrazione regionale, a far finanziare il progetto, a far sì che i soldi arrivino, a far sì che la Camera di Commercio ce li anticipi, a svolgere un concorso di progettazione internazionale ed avere vincitore. In 3 anni, vi assicuro, e qua ci sono tanti amministratori, nemmeno un'opera pubblica piccola nei nostri comuni si riesce a fare. Quindi da qua noi appunto partiamo perché ci sono ovviamente parti che sono finanziate, come diceva anche l'architetto Burgi, parti non sono finanziate, sono idee progettuali, però ecco, io vi chiedo da qua partiamo, dicevo, però vorrei che in questo processo tutti ci sentissimo responsabili, non bisogna abdicare le proprie responsabilità, non bisogna dire ma tanto sbagliano, tanto tutto no, perché credo che il territorio abbia dimostrato grande serietà, come grande serietà hanno dimostrato tutti quelli che a vario titolo sono venuti in questo territorio, ci hanno lavorato e ci hanno soprattutto dato il loro contributo di idee e di metodo, perché questo è importante, le idee e il metodo è stato detto da tutti, è quello che un po' ci fa essere insomma in qualche modo una buona pratica che gli altri copiano, e scusate, insomma credo che tutti dobbiamo essere orgogliosi di questo. Presidente Garghetta, a te le conclusioni. Sta qua con me. Abbiamo portato oggi un primo passo importante. Io ringrazio tutti i presenti, tutti quelli che sono intervenuti, tutti quelli che si sono avuto la pazienza di ascoltare. Non mancheranno momenti di discussione, quindi oggi è una presentazione di qualità, ma insomma è una presentazione. Io voglio dire una cosa, no? È stata detta, non voglio più parlare di Carso 2014 più, ne abbiamo parlato anche troppo e hanno parlato molto bene, molto meglio di me. Però insomma voglio fare una considerazione sola. La considerazione è che noi eravamo una terra di confine, dove non veniva quasi nessuno qui. Abbiamo vissuto un'economia assistita, sia dal punto di vista industriale, sia dal punto di vista statale. Abbiamo costruito un modello di economia che oggi non esiste più. Si sono aperti i confini e noi che eravamo l'ultima frontiera, anzi io certe volte quando andavo a Roma avevo sempre il dubbio che pensassero che fossimo in Jugoslavia o in Slovenia e mai in Italia. Eravamo un luogo perduto, sperduto, lontano dal mondo. Nel momento in cui sono aperti i confini abbiamo scoperto di avere l'unico valico di pianura delle Alpi, abbiamo scoperto di avere il porto più a nord del Mediterraneo, abbiamo scoperto di avere molte pianure ancora vergini, quindi seminativo e cose di questo genere, e quindi ci siamo accorti che quello che era una grande marginalità per tantissimi anni adesso è diventata una nuova centralità nel sistema europeo. Perché faccio questo ragionamento? Perché, che piaccia o non piaccia, noi oggi dobbiamo cambiare la nostra mentalità e dobbiamo investire sulla nostra capacità di progettare il futuro. Fino a ieri non era necessario. È così. È difficile da dire, ma è così. Oggi invece dobbiamo progettarlo noi. Dobbiamo progettare un altro luogo, perché non possiamo pensare che questa nuova centralità non comporterà dei problemi. Se non progettiamo noi, ci sarà qualcuno che passa con la ferrovia sotto casa tua. La goccia ferroviaria, so che molti sanno di cosa sto parlando, il superporto e questo e quest'altro. Ogni mattina si sveglierà uno e in questo territorio che è centrale ci metterà una sua idea sopra. Allora l'unico sistema per impedire agli altri di venire a casa tua a dirti cosa devi fare è quello di pensare noi cosa che vogliamo fare. L'approccio che è stato qui fatto è l'approccio giusto. Non è un discorso sì, no, al taglio, a Castellazzo, io non schifo, non ho schifo, mi piace, non mi piace. L'approccio è giusto, usiamo cervello, mettiamoci in ragionamento, sediamoci attorno ai tavoli, vediamo i pro e i contro, ma soprattutto pensiamo
Nel momento in cui facciamo un master plan del genere, è inevitabile che pensiamo al futuro, alla società del futuro, a quello che daremo domani. Ecco, questa capacità di pensare al domani. Sentivo l'amico tedesco e mi domandavo, era ovvio perché questi sono la locomotiva d'Europa, insomma, no? Era ovvio, ragionano, non c'è un ragionamento ottimista prioristico, ma c'è l'ottimismo sulla capacità dell'essere umano di avere idee valide e di potersi mettere assieme. Noi abbiamo bisogno delle idee degli ambientalisti, noi abbiamo bisogno delle idee degli industriali, noi abbiamo bisogno delle idee dei progettisti, noi abbiamo bisogno di tutti, noi abbiamo bisogno di idee. Noi abbiamo bisogno di idee. Come diceva prima Kippar, non dobbiamo avere paura delle idee, perché se cominciamo ad avere paura delle idee non andiamo da nessuna parte. Carso 2014, secondo me, si mette in questo principio. Fra pochi giorni, l'11 di febbraio, vi invitiamo tutti a Gorizia ad aprire la nuova mostra che facciamo al Palazzo Attems, che non sarà la mostra classica, è vero Roberta, ma sarà una mostra un po' originale, si chiamerà L'albero della vita e affronterà il percorso dell'essere umano dai primordi, voglio dire, a tempi nostri, secondo il principio di Darwin, la scala di Darwin e quant'altro. Perché facciamo questa cosa qua? Perché noi abbiamo un bisogno di un territorio, guardate, io conosco moltissimi di voi, conosco la mia gente, brava gente, voglia di lavorare, grandi volontari, tutti quanti. Dobbiamo avere più fiducia in noi stessi però. Dobbiamo avere più fiducia in noi stessi. Non c'è più un mondo assistenziale a cui fare appoggio. Non c'è più qualcuno che ci toglierà le castagne dal fuoco. E detto da me che sono l'amministratore delegato della provincia di Gorizia, fuori di qua non siamo neanche tanto bravi. Quindi abbiamo fiducia in noi e soprattutto creiamo un meccanismo aperto nelle quali le menti migliori trovino qui da noi casa. Grazie Kippar, grazie a tutti.